Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Sveglia Trieste, lunedì 26 di gennaio. Vi anticipo i nomi degli ospiti che saranno con noi quest'oggi. Dalle 8 alle 9 Francesco Russo, consigliere regionale e comunale del Partito Democratico. Dalle 9 alle 10 torna a trovarci Igor da Milano, speaker radiofonico di Radio.0, organizzatore di eventi, in compagnia di Elisa Cossutta, nutrizionista che è già stata ospite qui da noi a Tele4 proprio nel corso di Sveglia Trieste. Andiamo a leggere la pagina meteo, la situazione generale che vediamo dal sito dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Lunedì e martedì l'arrivo di correnti più secche e stabili garantirà una temporanea fase di tempo migliore. Mercoledì e giovedì l'affondo di una saccatura atlantica verso il Mediterraneo occidentale e l'Italia farà affluire sulle regioni correnti molto umide meridionali. Le previsioni per oggi, lunedì 26 gennaio, di notte precipitazioni deboli sulla fascia orientale delle regioni con quota neve a 700-900 metri. In giornata tempo in miglioramento con nuvolosità residue di primo mattino, specie verso est, poi cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime tra i 5 e i 7 gradi, massime tra i 10 e i 12 gradi centigradi. Domani, martedì 27 gennaio, di notte e di primo mattino cielo poco nuvoloso, congelate e possibili foschie o nebbie sulla bassa pianura. Nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà progressivamente con cielo che diventerà coperto prima di sera. Temperature minime tra i 2 e i 4 gradi, le massime fra gli 8 e i 10 gradi centigradi. Lo sguardo settimanale che ci proietta fino a giovedì già ci mostra come mercoledì sarà una giornata tendenzialmente piovosa in tutta la regione, con cielo coperto e piogge abbondanti, anche giovedì con residue piogge che continueranno a interessare tutto il territorio regionale. Andiamo alle notizie, cominciando dal piccolo, la prima pagina di quest'oggi con le notizie messe in evidenza. Giulio Regeni, Giulio ferita aperta, questo è il titolo che apre l'edizione oggi del piccolo, con tanto di foto poi a corredo, con le centinaia di persone ieri sera alla fiaccolata a Fiumicello e Ville Vicentina per ricordare Giulio Regeni. Mattarella e i genitori, vita ignobilmente spezzata, si è fatta luce sulle responsabilità. Fiumicello, manifestazione a 10 anni dalla morte del ricercatore. La madre dice: spero che chiunque abbia un biglietto per l'Egitto lo stracci. E questo è il suo messaggio forte che ha mandato ieri dal palco del luogo dove è stato commemorato Giulio a 10 anni dalla sua scomparsa brutale, per come l'abbiamo conosciuta, la tortura che ha subito il giovane ricercatore. E quindi sono passati 10 anni. Lui per noi è un esempio. Alle 19:41 cala il silenzio, come ogni anno. Prende infatti il silenzio il posto della commemorazione proprio a quell'ora. Il rapimento e il barbaro assassinio di Giulio, un nostro concittadino, rimangono una ferita aperta nel corpo della comunità nazionale. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, 10 anni esatti dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto il 25 gennaio 2016 al Cairo, riecheggiano nella sala della pista del pattinaggio di Fiumicello, la sferzata poi della madre di Giulio. Ancora attraverso la prima pagina altre notizie: il taglio alto, la politica, la Lega, alta tensione su Vannacci, l'ex generale in Friuli Venezia Giulia, cresce l'attesa, le parole del leader del Carroccio dopo le polemiche, la partita della segreteria. La storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Auguri, buon viaggio, senza rancore col sorriso conciliante. Vannacci lo vedo in settimana. E che faccio? Vedo uno che ho espulso? Io stavo parlando di chi è uscito nei mesi scorsi. Pignolo, la terza frase: la Lega è famiglia, comunità, non siamo una caserma. Qualcuno mi chiama capitano, ci sono capitani, generali, colonnelli e marescialli. La forza della Lega è la truppa, è il popolo, non il capitano. Le parole sono di Matteo Salvini e sono parole che ieri hanno agitato le acque in casa Lega. I seguaci di Vannacci intanto attendono l'arrivo in Friuli Venezia Giulia dell'ex generale. In retroscena, Salvini tra lo stop a Zaia come vice e l'incognita legata a Fedriga. Niente nomina a vice per il doge Zaia, che però, come il governatore del Friuli Venezia Giulia Fedriga, ha un bacino di voti di cui tenere conto. Questa è l'analisi di Carlo Bertini a pagina 11 proprio sulla presidenza della Lega, ma anche le mosse interne per i ruoli che contano all'interno del partito. Successione del vecchio, ultima mediazione, Nord-Est Economia, la famiglia
affronta i nodi tra quote, dividendi e poteri e farà parte questo titolo dell'inserto centrale che sfoglieremo tra non molto. I sabati di Trump fra dazi e raid, l'analisi di Marco Zatterin. Dio non paga il sabato, ma Trump sì, pur ebbro di una celeste coscienza di sé, il presidente statunitense non riposa la domenica e tantomeno nel sesto giorno della settimana. Nel primo anno del secondo mandato il sabato è stato dedicato alle decisioni, il che non sarebbe un problema se ciò non agitasse i mercati e se le mosse non si fossero dimostrate tanto rumorose quanto mutevoli. Si è visto con le sanzioni per la Groenlandia. The Donald si è dimostrato fedele all'etichetta Taco, Trump always chicken out, Trump fa sempre marcia indietro, pagina 8 poi il resto dell'articolo di Zatterin sull'analisi del contesto internazionale. Nella cronaca invece locale, coltelli in aula verso controlli all'esterno delle scuole, i piani della questura, l'impennata di violenze di cui si stanno rendendo protagonisti gruppi di minorenni che spesso agiscono armati di coltelli e tirapugni, diventerà oggetto di un tavolo in prefettura in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Intanto la questura sta già progettando una serie di controlli a tappeto all'esterno delle scuole superiori, ma anche le scuole medie. Accerchiato dai Maranza, così mio figlio si è salvato, il padre del sedicenne aggredito parla, pagina 17, il suo racconto. Debiti in salita delle società per gli impianti sportivi, dalla Triestina al San Luigi, il punto sulle società a pagina 14, in 10 anni persi 2600 alberi, Trieste messa in sicurezza del verde pubblico, in 10 anni Viale Miramare ha perso 127 alberi, uno ogni 58 metri, le aree verdi attorno allo skate park di San Giacomo ne hanno visti scomparire 210, su a San Giusto se ne contano 118 in meno, il bilancio complessivo, allargando lo sguardo a tutta la città, è di 2287 alberi persi tra il 2015 e il 2024, cifra che va ricavata dalla differenza fra alberi abbattuti e ripiantati. Nel complesso, rispetto al 2015, in città si contano almeno 2662 alberi in meno nel computo fra tolti e poi ripiantati, come detto. Questa è la prima pagina del Piccolo. Noi adesso andremo a vedere un po' di titoli a livello nazionale delle altre testate, cominciando dalla Repubblica, con i valori statunitensi sotto attacco. Questo è il virgolettato che apre l'edizione di oggi della Repubblica. Rivolta Dem dopo l'omicidio in Minneapolis, Obama, campanello d'allarme per gli americani, smentite le ricostruzioni dell'ICE, l'acronimo, della forza di polizia contro l'immigrazione. Nel video la verità sulla morte di Alex Pretti era disarmato, così lo scrive il quotidiano La Repubblica. Un'affinità pericolosa, scrive Paolo Gentiloni, il presidente del Consiglio Meloni ha un problema piuttosto serio, si chiama Donald Trump. La scorsa settimana ha reso evidente la rottura dei tradizionali rapporti transatlantici, la marcia indietro di Trump sulla Groenlandia ha evitato lo scontro aperto, ma non ha ricucito nulla, secondo Gentiloni. Il cellulare contro i soprusi è un'arma a doppio taglio e l'estrema difesa contro il sopruso. Anguillara, anatomia di una tragedia, scrive Concita De Gregorio nell'articolo di Spalla. Salvini avverte Vannacci, Forza Italia Calenda prove di intesa nella invece pagina politica. Kranz, un dossier inchioda i Moretti, o Moretti. Già 3 incendi, scrive Giampaolo Visetti, sul seguito delle indagini per l'incendio di Crans-Montana e le responsabilità dei titolari della struttura. Il femminicida, minaccia e suicidio per i genitori, cronaca pagine 18 e 19, strage di migranti, sono 380 dispersi per il ciclone Harry, lo racconta Alessandra Ziniti a pagina 17. Fidarsi degli altri non è cosa per gli italiani, a firma di Ilvo Diamanti, le mappe. La nostra società è fondata sulla sfiducia, quanto sottolinea il recente sondaggio condotto dalla Polis, Università di Urbino Carlo Bo, con avviso pubblico, per la ricerca agli italiani e lo Stato, soprattutto in politica, dove la sfiducia è divenuta ormai da tempo il principale argomento di consenso, un consenso fondato dunque sul dissenso, che può essere una contraddizione in termini, ma fa ben capire proprio la sfiducia dove si è focalizzata nel tempo. Il Messaggero, Anguillara, veleni e odio social.
Nell'ultima lettera, prima di impiccarsi, i genitori del killer parlano di gogna insopportabile, la procura ipotizza l'istigazione al suicidio, il figlio in cella minaccia di uccidersi sorvegliato a vista. Dopo il Mercosur l'Europa punta sull'India, domani a Delhi l'intesa, le due economie valgono circa il 25% del PIL globale. Giù i dazi su auto, vino e olio. America Latina tra Stati Uniti e Cina, globalizzazione e i dazi di Trump sulle analisi del Messaggero. Roma pari al terzo posto, così nella pagina sportiva richiamata dalla fotonotizia. Ottima prova all'Olimpico contro il Milan, 1-1, agganciato il Napoli. La politica, Tajani apre a Calenda, asse per le comunali, Salvini, la Lega è più truppa che generali. Ancora reportage, paese sotto shock, siamo diventati tutti cattivi, secondo Raffaella Troll. Andiamo al Giornale, che apre con il ritorno di Fini, Meloni, leader dell'Unione Europea, tiene testa a Trump. Giustizia, l'ora del sì. L'ex capo della destra dice inchiesta sulla casa comprensibile, ma troppo tempo per la sentenza. Così Gianfranco Fini, dopo 16 anni dall'inchiesta sulla casa di Monte Carlo sollevata dal nostro quotidiano, quello del giornale che vi stiamo leggendo, torna a parlare con il giornale, dagli elogi alla Meloni alle critiche a Trump. L'ex leader di Alleanza Nazionale avverte l'Occidente sui rischi legati all'Islam. Iran vicino al baratro, 30.000 morti in 48 ore. Khamenei disse nessuna pietà, in Iran le proteste sono iniziate a fine dicembre, oggi la tensione continua ad essere alta, mentre sale il livello di allerta per una guerra che potrebbe scoppiare da un momento all'altro. Il caos Minneapolis, se Donald tira dritto, il giallo del telefono e i 10 spari, ancora un morto nelle strade di Minneapolis, con un'altissima tensione all'interno della città. Non solo moda dietro i funerali, scrive Osvaldo De Paolini nell'editoriale di oggi del giornale. Salvini ricompatta i suoi, ora sicurezza e pace, Vannacci lo vedrò, annuncia proprio Salvini, oltraggio alla memoria, l'assalto dei Propal, bufera sulla Shoah. Oltraggio senza limiti nella settimana in cui si celebra il giorno della memoria, da Roma a Milano, passando per Cesena e Massa. Il ricordo della Shoah viene sfregiato da Propal ed estremisti. Transmontanai, lavori in nero, la Svizzera trema, il caso della multa del 2015. Sole 24 ore, mutui. Casa, sull'acquisto pesano maxirate e tassi più alti, il rincaro degli immobili gonfia, il valore medio del prestito, poco sostenibile anche per i salari, quasi fermi, interesse fisso previsto al 4% nel 2026. Il trend lo vedete dal grafico, anche se con in color rosso magari non è per tutti chiaramente comprensibile. L'aumento anzi l'andamento del reddito degli italiani e della rata media dei mutui dal 2010 ad oggi, con il rapporto che si è invertito, con tassi più alti e redditi quasi fermi, si è creata una perdita netta del potere di mutuo acquisto. Lavoro, extra Unione Europea, oltre 194.000 domande. Le istanze precompilate sono 30.000 in più dei 164.000 posti disponibili. Verso il Consiglio dei Ministri, stretta in arrivo sulla sicurezza dentro e fuori gli istituti scolastici. Per le professioni la neutralità fiscale spinge le start-up più 11,8% rispetto al 2024, i rapporti con le aziende, partecipazione degli addetti, confermata la chance delle azioni. Andiamo allo sport con la Gazzetta. Volo Juve e l'Inter scappa, la signora domina Napoli a -9 dalla vetta. Qui in foto Kenan Yildiz, che in questo campionato ha già segnato 8 gol, infatti segnano David Yildiz e Kostic. Spalletti dice così, Kenan è un alieno, proteste azzurre per il penalty non dato a Højlund. Milan stoppato, la Roma va a 1000 ma spreca, Allegri avanti, pari su rigore, Modric salvati da Maignan, il portiere del Milan, che ha salvato effettivamente il risultato in più di un'occasione. Buongiorno con Sinner, Australia, alle 8 il derby contro Darderi, cominciano gli slam e comincia a ritornare in primo piano anche il tennis con i tornei importanti che si cominceranno a giocare da qui fino a fine anno. Il calendario è fitto, ci sono tanto i tornei più importanti, i cosiddetti slam, quanto anche i tornei
di seconda fascia. Andiamo adesso, anzi torniamo adesso all'interno del piccolo, ma lo facciamo con le pagine interne e ci si concentra nella prima parte delle notizie locali dell'erba del Rocco, sempre più verde, ma la Triestina ancora non paga. Al comune, oltre alla concessione non versata né alla manutenzione del campo né alle utenze, oltre 530.000 euro di debito sullo stadio, la Polisportiva Opicina ne deve 127.000, il San Luigi invece 48.000. La situazione debitoria della Triestina nei confronti del comune sta precipitando. Tra concessione dello Stadio Rocco, manutenzione del campo e utenze, supera ormai i 530.000 euro. Così il sindaco e l'assessore con delega agli impianti sportivi Elisa Lodi venerdì hanno scritto alla società La Bardata per chiedere un incontro urgente. Restando in tema di impianti sportivi, quello con Unione non è l'unico credito che vanta l'amministrazione comunale. Infatti, sebbene si tratti di cifre del peso diverso e di associazioni sportive dilettantistiche, il Comune ha appena trovato invece un accordo per un piano di rientro con la Polisportiva Opicina e con il San Luigi Calcio, che per questioni legate ai consumi di acqua e di energia elettrica hanno accumulato in 5 anni un debito IVA inclusa rispettivamente di 127.540 euro e 48.526 euro. Lo estingueranno in 72 rate. Tornando alla Triestina, l'assessore Lodi ammette: siamo molto preoccupati alla nostra richiesta di incontro che indicava un appuntamento nei primi giorni di questa settimana. Ci hanno risposto che la loro disponibilità ricade nella settimana dal 5 all'11 febbraio. Dunque la società deve un mucchio di soldi al comune, da mesi non si fa sentire, malgrado i solleciti, non ha saldato il dovuto. Quando il sindaco chiede un incontro urgente da fissare entro pochi giorni, la Triestina si prende anche la libertà di decidere la data, posticipata di una quindicina di giorni rispetto alla proposta del primo cittadino. Questo perché la dirigenza viene dagli Stati Uniti e quindi si prende il tempo anche per il viaggio, o meglio per concentrare gli appuntamenti tutti in un unico periodo. In via Felluga e degli Alpini definite 72 rate da 674 e 1.200 euro al mese, il piano di rientro delle due società dilettantistiche per i costi che hanno accumulato e i debiti verso il comune. In 10 anni persi oltre 2.600 alberi tagliati perché secchi o poco stabili. Adesso Trieste denuncia il saldo negativo degli abbattimenti. L'assessore parla però di 410 nuove piante in arrivo a breve. Il patrimonio ecologico cittadino, diverse le foto che vengono riportate, questa qua in alto è quella di via Romolo Gessi, subito sotto invece i pini sostitutivi di Grignano e accanto invece un albero caduto per Bora, e siamo nella zona di Viale 20 Settembre. Qui le foto con i volti di Riccardo Laterza di Adesso Trieste. Oltre al bilancio negativo, Adesso Trieste rileva una certa discrepanza tra i dati ottenuti tramite accesso agli atti e quelli riportati nel bilancio arboreo del precedente mandato 2016-2020, tema sul quale anticipa Riccardo Laterza intendiamo presentare un'interrogazione. Sempre in materia di trasparenza, i municipalisti chiedono di rendere pubblicamente accessibile la piattaforma GIS sul patrimonio arboreo e di migliorare le comunicazioni con i cittadini. Risponde l'assessore al territorio Michele Babuder: accanto alle nuove piantumazioni, precisa, sono in corso interventi strutturali per migliorare la qualità del verde, la biodiversità a Borgo San Sergio, i nuovi tigli di Barcola, gli interventi al Farneto, fino alla riqualificazione del patrimonio arboreo di San Giusto e delle conche arboree cittadine per garantire alberi più sani e duraturi. Mi fa piacere che vengano apprezzati interventi realizzati con soggetti privati che dimostrano attenzione e collaborazione. I rioni più urbanizzati soffrono maggiormente, serve una strategia. Le critiche del movimento municipalista. Siamo sempre su Adesso Trieste. A Roiano l'ex caserma ospiterà orti urbani, attività culturali, laboratori e mercatini. La rinascita nell'area in largo Pestalozzi. L'8 febbraio l'incontro pubblico con associazioni artisti, costruiamo insieme uno spazio di rigenerazione urbana. L'associazione San Giorgio 2020 si è aggiudicata la gestione provvisoria della caserma Emanuele Filiberto di Roiano in largo Pestalozzi,
messa a disposizione dal demanio con un apposito bando lo scorso anno, il sodalizio che punta a promuovere iniziative culturali e di aggregazione, chiama a raccolta anche altre realtà cittadine per studiare insieme progetti da mettere in campo assieme. Qui vediamo alcune delle foto proprio della caserma e lo scorcio proprio del cancello che apre alla caserma stessa. Sotto la pioggia per capire le rivoluzioni dell'Iran dagli anni 80 ad oggi, in fila con l'ombrello per l'ultima lezione di storia organizzata al Verdi, il tema è tornato di stretta attualità e i libri di Rivetti sono stati esauriti. Qui la fila sotto la pioggia e poi accanto le immagini all'interno del teatro. Una buca nell'asfalto in viale Miramare con la viabilità e l'intervento della polizia locale. La municipale ha prontamente allertato la ditta competente per la riasfaltatura nel tratto interessato dal cedimento che dovrebbe essere eseguito nel giro delle prossime ore. Oltre alla verifica dei sottoservizi, il restringimento della corsia ha creato inevitabili rallentamenti alla viabilità. Siamo in viale Miramare nei pressi del Civico 25 in direzione Roiano, dove ha ceduto un pezzo di asfalto. Controlli fuori dalle scuole contro le violenze, coltelli e tirapugni diffusi tra giovanissimi, le forze dell'ordine possono perquisirli, ma il SIM Carabinieri chiede garanzie. Impennata di violenze di cui si stanno rendendo protagonisti gruppi di minorenni che spesso agiscono armati di coltelli e tirapugni, diventerà oggetto di un tavolo in prefettura in sede di comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Intanto la questura sta già progettando una serie di controlli a tappeto all'esterno delle scuole e nelle più strette vicinanze sia superiori che medie. Sono interventi di carattere preventivo e repressivo attuali con personali in divisa in borghese, dovuti a 3 motivi. Il primo, come stanno evidenziando i casi di cronaca, tra i quali a Trieste il recente episodio che si è verificato nella sede dell'Istituto Comprensivo della Divisione Iulia. Ci sono studenti che entrano a scuola armati di coltelli e coltellini. Secondo motivo, sono numerose ormai le segnalazioni di ragazzini che vengono picchiati fuori dalle scuole da bande di coetanei. I pestaggi spesso vengono ripresi dai video e poi pubblicati sui social. Terzo motivo, a ciò si aggiunge lo spaccio di stupefacenti e il traffico di vestiti e di scarpe, ricettazione in buona sostanza di abiti e accessori griffati frutto di rapine. Accerchiato dai Maranza, così mio figlio si è salvato, il 17enne pratica box ma ha ignorato la provocazione anziché reagire con i pugni. Il padre, sono fiero perché alla manata sulla nuca se n'è andato senza dar loro soddisfazione. Ha vinto lui, ha vinto perché anziché reagire a una provocazione chiaramente minacciosa e anche a uno schiaffo in testa sulla nuca, ha deciso di andarsene, di accelerare il passo facendo finta di niente e poi correre via. Questo nonostante sappia usare bene le mani perché fa pugilato, avrebbe potuto stendere tutti con una certa facilità, ma ha preferito non rispondere alla violenza. Sì, ha vinto lui, scrive Giampaolo Sarti. Il protagonista è un 17enne triestino. Venerdì sera ha subito un tentativo di aggressione in piazza della Borsa da parte di un gruppo di 8 bulletti di strada che si atteggiava con aria da sbruffoni. Uno di loro in particolare si è staccato dalla banda tentando di fronteggiare il 17enne per divertimento. È successo attorno alle 23:30 circa, un'ora e mezza dopo il brutale pestaggio avvenuto in via Cadorna, per opera di un branco di minorenni, una banda di Maranza, come emerso dalle testimonianze e dagli accertamenti investigativi, che si aggirava in centro e che a un certo punto si era scagliata contro un coetaneo mandandolo all'ospedale. Il ragazzino, un trestino di 16 anni, ora rischia danni permanenti all'udito perché ha subito una lesione a un timpano. Un'aggressione senza senso, motivata dal solo desiderio di fare del male. La vittima era stata presa di mira così, per caso, ed è quello che stava accadendo pure in piazza della Borsa al 17enne. Non è ancora dato sapere se sia lo stesso gruppo che aveva agito in via Cadorna, le indagini sono in corso, ma si sa cosa è avvenuto dalla testimonianza articolata del papà, un 50enne di professione fotografo. Mio figlio di sera ha il coprifuoco, spiega, deve tornare a casa alle 10:30 o alle 11. Può stare fuori fino a mezzanotte solo una volta alla settimana quando ha una festa o qualche altra occasione con gli amici. E venerdì, proprio mentre si stava incamminando verso casa, gli è successo un fatto molto spiacevole. Aveva appena superato Piazza della Borsa e si trovava vicino all'incrocio con Corso Italia, quando a un certo punto si è reso conto della presenza di 8 ragazzini. Da come erano vestiti e dal loro comportamento era chiaro che fossero quei gruppetti di Maranza o come si dice. Appena li ha visti, aggiunge il padre, mio figlio ha cercato di fare un giro più ampio proprio per evitarli, ma uno si è staccato da quel gruppetto e gli ha messo la mano addosso attorno al collo.
«Ehi bro, non mi riconosci?» Così si è approcciato e gli ha tirato una manata in testa, sulla nuca, aspettando una reazione. «Ma mio figlio se n'è andato. Sono fiero di lui», dice il padre. Il ragazzo, quando è rincasato, ha riferito tutto al genitore e ha avuto una crisi di pianto. Il nervoso, il senso di impotenza nei confronti di queste violenze e anche, in qualche momento, il timore di pensare a se stesso come a un codardo, cioè a uno che scappa, lo ha fatto piangere. Non solo questo, precisa il padre. Bisogna infatti tenere in considerazione che già 2 anni fa mio figlio, che all'epoca aveva 15 anni, era stato accerchiato in piazza Perugino da un gruppo di giovani stranieri e lì era stato derubato. Proprio per questo si è poi iscritto a pugilato. Venerdì mio figlio è arrivato a casa, era in crisi perché 2 anni fa aveva già vissuto quell'esperienza violenta, aggiunge, e anche perché stavolta, anziché reagire e difendersi, pur sapendolo fare, visto che fa pugilato, se n'è andato. Come padre posso capire bene il nervoso che prova ora dentro di sé, ma sono certo che ha fatto la scelta migliore. Non ha risposto alle provocazioni, se avesse reagito con altra violenza sarebbe stato molto peggio, sarebbe stato un casino. Io, ripeto, sono fiero di lui, il padre intende recarsi in questura comunque per sporgere denuncia. Abbiamo letto tutto l'articolo per dare conto anche di questa situazione che tiene banco in questi ultimi mesi, in queste settimane, lasso di tempo indefinito, comunque ultimamente, e quindi anche per cercare di comunicare al meglio la situazione a tutti quelli che ci ascoltano. Minaccia di gettarsi nel vuoto, grande viabilità interrotta, questo è successo invece ieri, sul posto anche un negoziatore della polizia, il salvataggio di un uomo lungo la grande viabilità che abbiamo raccontato ieri nel corso del telegiornale. Sentiamo. Minacciava di gettarsi dal cavalcavia della grande viabilità all'altezza della scuola Don Milani, nel rione di Altura. Ecco il perché dell'intervento in forza alle 11:20 di polizia stradale, vigili del fuoco e sanitari del 118, che ha suscitato l'apprensione di molti residenti in zona che hanno chiamato la nostra redazione preoccupati per quanto stava accadendo. I pompieri hanno anche gonfiato in prossimità del punto interessato dall'uscita dell'uomo dal parapetto il cosiddetto cuscino d'assalto, che consente di attutire un'eventuale caduta da grandi altezze. L'uomo, un 57enne non seguito dai servizi, ma con una tragica storia e vicenda familiare alle spalle, è entrato sul raccordo autostradale a Cattinara in direzione ai grandi motori, incamminandosi sino al ponte del viadotto proprio sopra via Alpi Giulie, per poi scavalcare il guardrail. La sala operativa della questura ha inviato sul posto il capoturno delle volanti che, grazie alla qualifica da negoziatore, ha attivato immediatamente le sue competenze, ingaggiando un colloquio per circa 2 ore con il soggetto. Dunque è stato convinto a avvicinarsi nella parte del guardrail privo di rete divisoria. In quel punto il personale è riuscito ad afferrarlo, a trarlo in salvo e poi a trasportarlo all'ospedale di Cattinara. Cambiamo pagina, sempre all'interno del piccolo, Pirano, New York, Duino e l'epopea del caminetto in un angolo di Manhattan. Cenava da me John Gotti nel ricordo di Giovanni Andrea Ruzziero, un punto di osservazione unico all'interno del suo locale fra celebrità del cinema e il boss della mafia. La cucina e i personaggi di ieri e di oggi. Qui vediamo al centro Giovanni Andrea Ruzzier nella sua casa di Duino. A destra l'articolo Ice is Nice è un pezzo della barca di Pirano, alla soglia dei 94 anni, abita vicino al castello dopo una vita in giro per il mondo e anche l'incontro con Pelé. L'inizio come cuoco di bordo sulle navi, Colombo è tunisino, tra i cimeli un articolo dal titolo Ice is Nice. A Milano una stella Michelin, poi lo chef partito da Trieste, Emin Asiri è socio del ristorante Procaccini, qui in foto, in un'immagine del suo sito ufficiale di chef. Altri titoli: ufficio postale di Dolina, servirà ancora un mese prima della riapertura, la conclusione dei lavori è prevista a metà febbraio, seguiranno i collaudi e poi l'allestimento degli spazi servizio nella frazione di San Doligo della Valle Dolina. Il caso invece Tiramuggia, Nesladek respinge le accuse di Polidori, l'ex sindaco sul terminal Adriaport. Prosegue il serrato botta e risposta sulla viabilità legata al futuro terminal Adriaport. Questa volta è l'ex primo cittadino Dem, Nerio Nesladek, a replicare al sindaco di Muggia Paolo Polidori. Rispondo senza polemica all'illazione fatta sulla stampa dal sindaco Polidori, e cioè che la mia amministrazione sarebbe stata favorevole al transito dei tir portuali e all'uscita dell'abitato di Aquilinea. Avevamo progettato la rotatoria per tutt'altri scopi piuttosto che i tir di Adriaport, che sarebbe nato intanto solo 5 anni dopo.
Pensavamo innanzitutto di accorciare il percorso della linea 47 immaginando una sorta di linea circolare che invertendo la marcia proprio alla rotonda e passando poi anche per via Flavia di Stramare avrebbe evitato alla linea 20 di percorrere quel tratto abbreviando percorso e tempi verso Trieste, esigenza quanto mai sentita anche oggi dai cittadini. Quella rotonda avrebbe inoltre moderato la velocità di entrata ad Aquilini e ne avrebbe permesso a chi scende da via di Zaule di poter invertire la marcia verso Muggia senza dover fare troppa strada. Era principalmente un discorso di miglioramento della viabilità. Animatore di questo progetto è stato l'ottimo assessore Marco Finocchiaro, così Nesladec specifica che l'intervento non puntava ai tir ma alla viabilità, anche quella del servizio di trasporto pubblico locale. Linea 2, un podio per le vetture del tram di Opicina, qui nella pagina delle segnalazioni ricordano un po' il podio di una gara di Formula 1, carrozza 401 prima, carrozza 406 seconda e carrozza 407 terza. Le 3 vetture del tram di Opicina però attendono di poter lasciare i box e rientrare in pista. Ops in servizio sui binari della storica linea 2. Scalpitano e allora forse sono sulla griglia di partenza. La foto è di Francesco Bruni con la segnalazione del piccolo. Calore e cibo d'inverno, la città diventa rifugio per l'avifauna. Nell'articolo accanto vediamo invece il solito spazio dei piccoli animali che cercano casa. L'inserto Nord-Est Economia, tecnologie dei quanti il Nord-Est è in corsa. Non basta seguire la Germania nel quadro che viene poi delineato di spalla. Dalla ricerca agli affari il Nord-Est punta sui quanti tra Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, cresce un polo delle tecnologie quantistiche tra università e imprese. Dal calcolo all'aerospazio, Officina Stellare e Rotonium portano il quantum sui satelliti. La mappa dei finanziamenti con fondi stanziati principalmente dalle potenze mondiali come gli Stati Uniti e il Giappone, ma ci sono poi anche altre realtà che si occupano di questa materia all'interno del settore stesso. Al porto di Trieste il banco di prova, parla Angelo Bassi che coordina i progetti nelle tecnologie quantistiche in Friuli Venezia Giulia. 13 il numero di imprese native attive nelle tecnologie quantistiche, l'11% è la quota degli investimenti europei che è rappresentata da fondi principalmente comunitari. Quote, dividendi e poteri nell'ultima mediazione tra gli eredi del vecchio, la famiglia affronta i nodi della successione per evitare uno scontro che rischia di durare per anni. E qui alcuni dei numeri del gruppo Essilor Luxottica e poi tutta la partecipazione dei numeri di Delfin con Generali, Montepaschi e come detto la stessa Essilor Luxottica. Noi ora ci fermiamo per andare in pubblicità, torneremo con la lettura del piccolo nelle sue prime pagine, poi anche lo spazio della cultura e dello sport. A tra poco. Riprendiamo la rassegna stampa di questo lunedì 26 di gennaio, ricordo nuovamente gli ospiti che saranno con noi questa mattina: Francesco Russo, consigliere regionale e comunale del Partito Democratico dalle 8 alle 9, mentre a seguire dalle 9 alle 10 tornano Igor da Milano di Radio.0 assieme a Elisa Cossutta, nutrizionista, nella seconda parte dedicata agli ospiti di questa trasmissione stamattina. Torniamo alla lettura del piccolo con la pagina che si occupa di Giulio Regeni. A 10 anni dalla sua scomparsa, l'assassinio di Giulio Regeni, una ferita aperta per l'Italia. Il messaggio del Capo dello Stato inviato al sindaco di Fiumicello Di Giusto e ai genitori, letto da PIF sul palco a Fiumicello. Il flash mob per ricordare i depistaggi, la lentezza della giustizia e la necessità di agire per la verità. Il messaggio del presidente Mattarella in foto accanto alla famiglia e agli amici che tengono lo striscione Verità per Giulio Regeni. La barriera di scatole gialle, simbolo degli inganni e dei muri di gomma che noi ora abbatteremo. Andiamo a vedere il servizio che la redazione di TV12 ha realizzato ieri e che poi
è stato anche oggetto del telegiornale di ieri di Tele4, proprio per una vicenda che supera i confini regionali per quanto accaduto, anzi arriva in verità proprio a essere dirompente nella cronaca italiana e internazionale. Sentiamo. Essere popolo giallo significa, prima di tutto, non voltarsi dall'altra parte. Vogliamo rappresentare con questo flash mob innanzitutto la lentezza della giustizia. Sono 10 anni e siamo ancora qui. La ricerca di verità e giustizia non si ferma. Nonostante siano passati 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il popolo giallo si allarga sempre più facendo sentire la sua voce. Lo ha fatto oggi nell'anniversario celebrato a Fiumicello con parole, immagini e musica per Giulio al Palazzo del Pattinaggio. Fra appelli, discorsi, flash mob e partecipazione popolare da tutta Italia e da molti paesi europei. La volontà è quella di superare la rabbia e ottenere finalmente verità per il giovane ricercatore che fu studente anche del liceo linguistico Petrarca di Trieste, che uscì di casa per andare a una festa di compleanno al Cairo e non vi tornò più, venendo poi trovato morto il 3 febbraio 2016 in una strada di periferia della capitale egiziana. Da quel giorno in poi la battaglia dei genitori, Claudio Regeni e Paola Defendi, non si è più fermata. 10 anni ci dicono sono lunghi, però per noi è come ieri, insomma, perché noi andiamo avanti un giorno dopo l'altro. Sappiamo che domani dovremo continuare la nostra lotta, il nostro cammino, e sapere di avere tante persone che camminano insieme a noi è una cosa fondamentale, è veramente importante e ci dà veramente la forza per continuare. I genitori hanno poi rimarcato in occasione della prima proiezione del documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, come il figlio manchi loro in maniera inimmaginabile, ma come attraverso le tante iniziative, come dicono spesso, continui a fare cose. Poi lo sdegno per anni di promesse, falsità e silenzi del governo egiziano circa la vicenda, da chi in un primo tempo parlava di incidente, rapina, banda criminale, e poi le tante dichiarazioni degli ambienti legati ai servizi che riferiscono di un vero e proprio massacro preordinato. Quindi un ultimo appello dalla madre di Giulio. Allora, io spero che tutte le persone che hanno in tasca o che hanno già prenotato un viaggio in Egitto, turistico e no, anche per un incontro bilaterale, per un incontro culturale, prendano il biglietto e lo straccino. Allora, quello che avete sentito era il servizio di Marco Stabile, invece il collega di TV12 Stefano Giovanpietro ha raccolto le interviste a Fiumicello. Avvocato, oggi è una ricorrenza purtroppo importante, l'anniversario, il 10° della scomparsa di Giulio. Sì, sono 10 anni che rincorriamo, direi, verità e giustizia, ma queste persone che sono qua da tutte le parti, direi, d'Italia e che sono venuti a testimoniare la loro vicinanza ci danno l'idea che Giulio continua a fare cose e che quello che è stato fatto a Giulio riguarda tutti noi. E il docufilm che oggi verrà presentato può essere un'ulteriore spinta ad arrivare a questa cognata verità e alla giustizia? Sicuramente è un modo per far conoscere alle persone chi era Giulio e cosa gli è stato fatto. Sindaco Di Just, 10 anni fa, le ultime notizie di Giulio Regeni, è passato tanto tempo, quali sono le emozioni in questo giorno? In questa giornata si ricorda sicuramente 10 anni, si ricordano 10 anni di attesa di una domanda che è lì, ben solida, che è quella di verità e giustizia per il nostro compaesano e il nostro connazionale. Domanda che non ha ancora avuto piene risposte e quindi non è solo un'attesa, ma ormai inizia a essere un ritardo. Tra l'altro oggi verrà celebrato con un docufilm Tutto il male del mondo. Anche i genitori hanno detto grazie a tutti per non aver mandato questa cosa nell'oblio, anche se è impossibile da dimenticare. Sì, è un progetto che era nato già più di un anno fa. Oggi ospitiamo l'anteprima nazionale di questo documentario che racconta
e mette in luce ancora ulteriori vicende e le rende pubbliche. L'importante è non spegnere la luce, non solo per Giulio ma per tutti e tutte le Giulio del mondo. Io sono qua veramente come segnale di vicinanza, in particolare ai genitori che stanno facendo un lavoro enorme, impressionante, costante, continuo, anche di approfondimento, di stimolo. Genitori a tutta la comunità, rappresentata chiaramente dall'amministrazione comunale, ma tutta la comunità di Fiumicello Villa Vicentina, che è sempre stata vicinissima. Io penso solo di poter dire che è un ragazzo che è esemplare a livello friulano nostro, ma di tutta la regione nazionale, è diventato chiaramente un simbolo di un ragazzo che giustamente deve avere giustizia e verità, ma anche un simbolo di un ragazzo che studiava, che approfondiva, che si impegnava e che noi dobbiamo assolutamente ricordare giorno per giorno. Ecco, la comunità di Fiumicello lo fa, vicina ai genitori, ai familiari, ai parenti, e penso che questo sia qualcosa di importantissimo che noi dobbiamo preservare e sostenere. E quindi dalla pagina del Piccolo la marcia e il silenzio alle 19:41. Giulio è un esempio, noi non ci fermeremo mai. Il sindaco di Justo, dopo il minuto di raccoglimento, la giornata non termina qui. Diffondiamo il messaggio. Centinaia di fiaccole hanno illuminato il piazzale dei Tigli per ricordare il ricercatore ucciso 10 anni fa, e queste foto lo raccontano meglio di molte altre parole. Andiamo avanti con il Piccolo, sempre nella pagina successiva le foto che mostrano la fiaccolata a cui hanno partecipato tantissime persone. Condividiamo la battaglia, anche da Trieste una delegazione a Fiumicello. Insieme si possono fare tante cose, il governo dei giovani, mantenere alta la tensione libera contro le mafie. Così i cittadini, le associazioni e i tanti che hanno deciso di sfilare in memoria di Giulio Regeni. Andiamo a altre situazioni, e siamo all'estero. Freddato mentre aiutava una donna, 10 i colpi sparati dagli agenti ICE. La verità sull'aggressione a Minneapolis in alcuni video, i racconti dei testimoni. Alex non impugnava armi. L'amministrazione Trump tiene il punto, ostacolava le forze dell'ordine. L'uccisione di Alex Pretti è una tragedia straziante, dovrebbe essere un campanello d'allarme per ogni americano, ha detto Barack Obama, ex presidente degli Stati Uniti. Qui invece accanto vedete la fotosequenza che poi ha portato all'uccisione dell'uomo. Le reazioni, il rischio boomerang per Trump, per chi evoca la guerra civile. I Dem non voteranno al Senato il rifinanziamento dei fondi del Dipartimento per la Sicurezza Interna. A fine mese il paese rischia un altro shutdown. Orrore e sangue in Iran. Nei primi 2 giorni almeno 30.000 morti. Le rivelazioni del Time sulle manifestazioni, le testimonianze di alcuni funzionari iraniani restituiscono un dato allarmante sulle operazioni messe in campo dal regime degli Ayatollah. 30.000 persone, mentre il conteggio ufficiale del governo di Teheran di 5 giorni fa parla di 3.117 morti. Ogni famiglia ha perso qualcuno, questa è la testimonianza che viene raccolta a mezzo stampa. Le trattative, il Cremlino gela l'Europa, sono degli incompetenti, con loro non trattiamo. Per Mosca il Donbass resta un punto essenziale per l'intesa. Americani e ucraini pensano a dei peacemaker neutrali, e l'Europa viene ancora una volta bistrattata e tagliata fuori dalla Russia. Dazi, post sui social e le borse in altalena, i sabati di Trump che agitano il mondo. 11 weekend di annunci tra misure economiche e raid che hanno creato il caos finanziario, i dubbi sulla tempistica della strategia comunicativa tra scelte shock e successive retromarce. Qui il calendario di tutti i sabati in cui Trump ha scosso mercati e anche opinione pubblica. Salvini, siamo alla politica interna. Chi lascia la Lega finisce nell'irrilevanza. Alta tensione su Vannacci. Dalla festa del partito in Abruzzo, il segretario Bacchetta, chi è attaccato alla poltrona. A breve l'incontro con l'ex ufficiale su una nuova formazione, ha detto mai dire mai. L'ex generale Vannacci qui in foto. In un'intervista ai giornali del gruppo NEM aveva parlato dell'ipotesi di fondare un suo partito. In platea anche il presidente della Camera Fontana e il ministro dell'Interno Piantedosi. 7 gruppi attivi in regione attendono l'arrivo del generale. In tutto il Friuli Venezia Giulia
Il Mondo al contrario dichiara poco più di 200 associati. A Lignano il circolo più numeroso con 129 iscritti. Lippi, tanti i delusi da questo centrodestra. In foto vedete Guido Giacometti, 50enne ingegnere padovano e da poco presidente del Mondo al contrario, che vede proprio in Vannacci il riferimento principale. Andiamo alla pagina seguente, restando in tema. Zaia Fedriga e il consenso popolare e rebus politiche per il capitano. Niente nomina a vice per il Doge, che però, come il governatore del Friuli Venezia Giulia, ha un bacino di voti di cui tenere conto. Il partito in subbuglio per le manovre di Vannacci, che non è escluso di voler dar vita a una sua creatura politica. I leader della destra governativa starebbero studiando una soluzione per sminare il terreno dalla minaccia del generale. Qui in foto tanto Fedriga quanto Zaia e Salvini assieme in un momento di incontro di diverso tempo fa. Il Partito Democratico attacca sulle oncologie, la Lega si è svegliata tardi dopo l'incontro fra Giunta regionale e Carroccio. Le tensioni invece nell'area dei Balcani, la Serbia fa barriera sull'import di acciaio, Sarajevo nel mirino, la battaglia dei dazi, il provvedimento di Belgrado colpisce direttamente la Bosnia, inasprendo ulteriormente i rapporti, proteste e contromisure. Fiume, un monumento alla nave che salvò i naufraghi del Titanic, omaggio al Carpazia in viaggio da New York verso il Quarnero, andò in soccorso a oltre 700 naufraghi. Queste che vediamo ora sono le notizie della cronaca locale che abbiamo spogliato nella prima parte di rassegna stampa, lo faremo rapidamente anche adesso, con l'erba del Rocco sempre più verde ma la Triestina ancora non paga. 530.000 euro il debito che la Triestina ha nei confronti del comune, ci sono poi anche altre società, vedi San Luigi e Opicina, che rateizzano il proprio debito nei confronti del municipio. In 10 anni persi oltre 2.600 alberi, tagliati perché secchi o poco stabili. Il patrimonio ecologico cittadino, adesso Trieste fa il punto sulle alberature perse nel corso di 10 anni, la replica dell'assessore Babuder che invece promette nuove piantumazioni in diverse aree della città. A Roiano l'ex caserma ospiterà orti urbani, attività culturali, laboratori e mercatini, la rinascita dell'area nella zona della caserma Emanuele Filiberto a Roiano. Non capisco perché viene chiamata Largo Pestalozzi, ma boh. Controlli fuori dalle scuole contro le violenze, coltelli e tirapugni diffusi fra i giovanissimi, le forze dell'ordine possono perquisirli, ma il SIN Carabinieri chiede garanzie. Accerchiato dai Maranza, mio figlio si è salvato così, il racconto di un padre che spiega come il figlio abbia deciso di ignorare le provocazioni e andarsene via dal gruppo che lo aveva minacciato. Altra minaccia, quella di gettarsi nel vuoto, la grande viabilità interrotta, sul posto anche un negoziatore della polizia. Ieri il salvataggio di un uomo di 57 anni che aveva minacciato di farla finita. Pirano, New York, Duino e l'epopea del caminetto, in un angolo di Manhattan cenava da me John Gotti, così racconta Giovanni Andrea Ruzier nel suo punto di osservazione unico all'interno del suo locale fra celebrità del cinema e i boss della mafia. L'ufficio postale di Dolina servirà ancora un mese prima della riapertura, il caso tira a muggia con Nesladec che respinge le accuse del sindaco Polidori. Andiamo ora all'interno della pagina sportiva, incognita continuità. Il poker di successi di fila non cancella le prove incostanti del team biancorosso, incognita sulle condizioni di Brooks. Ancora una volta nel momento del bisogno è stato il talento puro a sopperire alle carenze. Una vittoria con fatica e ci si rituffa in Europa. Andiamo a vedere ora invece la partita contro Sassari, vinta dalla Pallacanestro Trieste. Vincerla nel finale, specialità di casa Ramsey. Dopo aver sofferto diabolicamente Sassari e la scarsa vena al tiro dalla distanza, Trieste si è affidata al proprio attaccante di razza per portare a casa una vittoria cruciale per 76-70 che tiene aperta la rincorsa al quinto posto di Tortona. Non certo un bel basket, sicuramente visibile una certa stanchezza dopo la prima trasferta alle Canarie, con Ross che rientra e pur ancora non al top fornisce un contributo importante nella seconda metà
metà del match. Tra i 12 di Gonzalez non c'è Moretti, difficile pensare però che vada a sedersi in panchina con la febbre vicino agli altri, la sua cessione sembra vicina. La migliore pallacanestro del match, i biancorossi la esprimono nel primo quarto, dopo aver subito il 6-0 iniziale di Sassari che domina a rimbalzo e si affida al talento offensivo di Buie. I ragazzi di Gonzalez sfoderano non solo un controparziale di razza, ma una circolazione di palla con condivisione di responsabilità e ricerca del compagno libero al tiro da applausi. Purtroppo il tutto dura davvero troppo poco. Dopo aver toccato il +8, i giuliani escono in modo clamoroso dalla partita, con 7 palle perse in un amen, un martellamento mattonato dalla distanza con 16 errori su 19 a metà gara e soli 6 punti nella frazione. Si va negli spogliatoi dopo i canestri di Vincini su uno stitico 26-29. Nella ripresa Brown e Ramsey danno segnali di risveglio, ma gli errori, le palle perse e qualche fischio arbitrale discutibile non consentono mai ai padroni di casa di prendere il largo, mentre la modesta Sassari si porta avanti prima con Vincini e Thomas, poi con Buie e Ceron. L'ultima frazione si apre sul 44-49. Il contributo di Ross qui si fa sentire, bene anche De Angeli sui due lati del campo. Poi il copione visto in tutte le ultime partite vinte. Di fronte ad avversari più stanchi, Ramsey diventa immarcabile in penetrazione e centra un paio di triple senza ritmo davvero cannoniere. Sassari resta in partita sfruttando il vuoto sotto canestro lasciato da un Sissoko che, si spera, rientri quanto prima, ma in 9 punti di margine e 3 minuti e spiccioli consentono a Trieste di gestire il rientro di Pullen e soci. Andiamo ora al calcio, mercato in entrata, la vittoria sul Lumezzane non cancella le esigenze di arrivi. Mister Marino ha 12-13 giocatori che non possono bastare. Manca una settimana esatta alla chiusura del calciomercato invernale che calerà il sipario lunedì 2 febbraio alle ore 20. La vittoria della Triestina sul Lumezzane non cambierà ovviamente i piani della società labardata già tracciati da tempo, quantomeno da quando si è ritenuta impossibile la salvezza. Semmai c'è stata in precedenza un'idea contraria e si è deciso di monetizzare con le cessioni dei giocatori di valore che sarebbero stati comunque persi a parametro zero a giugno. Hanno già fatto le valigie Ionizza, Datinarez, Cernigo, il Sudtirol e Gunduz, la Juventus Next Generation, ma è ovvio che i giocatori che fanno gola sono anche altri. È sempre molto chiacchierato il nome di Tonetto, per il quale il Lecco nei giorni scorsi ha cercato di imbastire uno scambio con il difensore classe 2000 Davide Grassini, per ora senza esito. Pro Patria al palo, sconfitta dal Novara, si rialza la pergolettese. Nelle altre partite, nella zona salvezza, i Bustocchi continuano a perdere quota. Questa è la classifica della Serie C nel girone A. La Triestina è ultima, ma almeno è salita dal zero. Anzi dal meno in classifica, ha superato quota 0, adesso si trova a un punto, la Pro Patria rimane a 12, l'aggancio non è impossibile ma sicuramente molto molto difficile. Prossimo turno vedrà la Triestina impegnata in trasferta contro l'Arzignano il 31 gennaio alle 14:30, questi invece i risultati delle altre partite, con la Triestina come abbiamo visto che ha vinto contro il Lumezzane per il risultato di 2-1. L'Inter si stacca, l'Inter stacca il Milan, Spalletti elimina il Napoli nel punto di Giancarlo Padovan sulla Serie A. Tornando però al calcio dilettantistico o locale quantomeno, con San Luigi senza freni, Portogruaro sbancata con i gol di Zetto e Abdullahi, colpo salvezza dei triestini sul campo dell'ultima in classifica, tutte nel primo tempo le reti che esaltano i biancoverdi. Charlin scappa, Clodiense bene, Brian pareggio con Legnano, blitz a Vigasio. La classifica vede il San Luigi immischiato sì nella zona degli spareggi per salvarsi, ma questi punti contro il Portogruaro sono ossigeno puro per poter risalire la classifica. Andiamo avanti con gli altri risultati. Il Muggia 1967 rulla la Juventina, il poker allo Zaccaria è una show finita 4-1. Il Chiarbole impatta con il Fiume Veneto, espulso Trevisan, 2 centri per parte a Opicina, 2-2 come detto. Monfalcone cade sul campo del Rive, la decide un guizzo di Filippo Nin. Invece è finito il digiuno del Cras Repen, Pitacco e Peric e Roy a Tolmezzo,
termina 1-2. I carsolini tornano a sorridere. Pro Gorizia e Forum Iuli non riescono a pungersi e finiscono senza reti nel campionato di eccellenza 0-0. Bomber Pagliaga piega di misura il Deportivo, il Sistiana si sbarazza della Proce Avignano in promozione, il Sant'Andrea rifila 8 gol all'1-91, ma non passa il turno, out anche l'Azzurra in prima categoria Coppa Regione, sempre Coppa Regione in seconda, lo Zaria pareggia con la Roianese, vola agli ottavi, Uffi pari invece a Palazzolo. Il basket con la Futurosa che cade al Pala Rubini, Umbertide più esperta e cinica, la compagine triestina gioca bene e conclude per gran parte dell'incontro e conduce per gran parte dell'incontro. Nel finale di gara però le ospiti trovano il controsorpasso che chiude il match. La Falcon Star fa il bis sul campo del Carré con Sanadi in cattedra nella Serie B interregionale. Lo Slow Volley infallibile schianta la Roialese, il Mariano batte Marcolin, Zalet vince a casa del Buia, via Crucis per l'Eurovolley che cade col Kei De Ville nella Serie C femminile, Tiki Taka supera il Socia scivolone invece del Farravolo, Volley Club e Olimpia doppio festeggiamento nella Serie D femminile con il punto sulle triestine. Pallanuoto femminile, inizia il sogno europeo delle Mule Gante Cergol, prima fase abbordabile secondo le ragazze. Oggi a Madeira, esordio del Sette Rosa contro la Croazia. Veronica dice sarò in acqua nonostante una frattura al piede. Ancora sport, Skerl pronto a lasciare un segno. Dopo un 25 che non mi ha soddisfatto, non vedevo l'ora di riattaccare il numero sulla schiena. Andiamo a chiusura con la pagina che ci proietta verso le Olimpiadi. Miniera Biathlon nell'ultima gara di Coppa, la Mass Start, Vittozzi è terza, un solo errore di Lisa al tiro, sempre nel gruppo di test. Lo sci alpino, oggi convocazione azzurre dei 21 per Milano Cortina, la nuova stella e Franzoni. Tennis, Alcaraz ok, ora c'è De Minaur, Djokovic è già nei quarti, Medvedev fuori contro Tien per l'Australian Open. Di tennis ci fermiamo qui con la rassegna stampa, tra poco in nostra compagnia il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo, breve interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra poco. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, siamo assieme al consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo, ben trovato, buongiorno. Buongiorno a tutti. Consigliere comunale che oggi farà parte proprio della seduta convocata quest'oggi del Consiglio Comunale, dove verranno trattati alcuni argomenti inerenti al bilancio. La settimana prossima sarà invece quella forse un poco più... Mi permette il termine croccante? Lo usa un termine che usa molto spesso. Giornalistico. Sì, no, ma la usa molto spesso il preparatore atletico della pallanuoto, Gary Lidav, che salutiamo, che gestisce anche la palestra del Trieste Campus in Via Locchi, e dice lui americano crispy, no? Usa il termine tradotto croccante. E quella dell'asilo di Roiano la prossima settimana. Argomenti non mancano, Russo, a livello comunale, anche per quelle che sono le esigenze della città, le esigenze della comunità. Ho visto che ci sono diversi riferimenti anche all'interno delle pagine social della lista Russo.Franco, c'era un bel punto di domanda con tante incompiute o tante irrisolte, ho visto proprio nella giornata di ieri. Ma diciamo che speriamo di riprendere al meglio, perché sostanzialmente è più di un mese che il Consiglio Comunale non fa nulla, e in questo mese ahimè abbiamo visto la Giunta e la maggioranza più impegnati in qualche problemino interno. Insomma, ricordiamo l'uscita dell'assessore Bertoli, che ha creato un po' di scompiglio attaccando i suoi colleghi, le scivolate del sindaco sull'Ovovia, la faccio con Federica dice di no, il ricorso del comune che però non ha ancora visto il ricorso della Regione, e sappiamo che se anche la Regione non fa ricorso, il ricorso del Comune non serve, quindi l'idea un po' che stiano prendendo tempo sull'Ovovia, insomma,
tutti quanti ormai sanno che l'Ovo Via non si farà, anche perché ormai noi siamo entrati nel 2026, l'anno prossimo si vota, quindi sapendo quali sono i tempi anche delle realizzazioni tecniche, sappiamo che tutti i progetti che vengono annunciati oggi non vengono poi realizzati, quindi cerchiamo di dare una mano soprattutto a fare le cose che si possono fare e che sono sotto gli occhi dei cittadini come bisogni. Primo su tutti veramente questa telenovela dell'asilo di Roiano, che è ferma, come sappiamo, perché il centrodestra si è spaccato sull'idea di privatizzare. Per fortuna un pezzo del centrodestra, così come abbiamo tentato di dire noi, ha bloccato la cosa dicendo che non era possibile spendere milioni per sistemare una nuova struttura e poi sostanzialmente regalarla ai privati, non garantendo neanche in assoluto una qualità di servizio che invece vorremmo per tutti i nostri figli. Risultato: 66 posti di un asilo splendido, pronto, di pacca, nuovo di pacca, croccante anche quello, ma alla fine fermo da anni. Speriamo, adesso sembra che siano tornati indietro, quindi abbiano accettato almeno parzialmente di venire sulle nostre proposte, di mantenere un certo controllo pubblico su quella struttura, anche se noi non siamo del tutto soddisfatti, ancora lo diremo, anche i sindacati si sono espressi in maniera abbastanza dura, ma per un semplice motivo, perché è ancora una soluzione pasticciata, perché prevede delle modalità di lavoro che non garantiscono a tutti i costi quella qualità che noi vorremmo per i nostri figli e non garantiscono neppure dal rischio del lavoro povero, cioè rischiamo che le maestre o i maestri che verranno, gli educatori verranno assunti siano sottopagati rispetto a quello che invece sono magari i dipendenti diretti dal comune. Lo vedremo, faremo presente anche questo. E poi ci sono tante cose davvero o che non vanno, che incompiute. Ne cito una perché mi è stata sollecitata in questi giorni. Avrete notato che il Parc San Giusto nell'ultimo anno è passato da 1,60 € a 2,40 € e non è l'unico caso, l'unico esempio sostanzialmente di nuove tasse, no? di cose che devono pagare i cittadini, di nuovi costi che i triestini in qualche maniera affrontano. Perché? Perché la città è ormai in mano ai turisti. La verità è che c'è più mercato, la gente va più volentieri in parcheggio e quindi chi può alza i prezzi. È grave quando lo fa il comune. Allora chiederemo ad esempio già oggi pomeriggio perché di questo aumento e di tanti altri aumenti, anche perché se sono aumenti finalizzati a sistemare meglio il traffico. Esempio, faccio pagare 80 centesimi in più, che è il 50% in più, no? Chi di noi ha avuto lo stipendio aumentato del 50% nell'ultimo anno? Credo nessuno. 50% in più, se è finalizzato ad esempio a reinvestire quelle risorse per facilitare nuove forme di circolazione o di gestione del traffico o dei parcheggi, ancora va bene, ma non si vede traccia di questo. Così come ci sono altre cose che gridano vedete al cielo. Oggi in prima pagina sul quotidiano locale c'è questo dramma vero degli alberi che scompaiono in questa città. Eccola qua la pagina. Ecco, è un tema, guardi, è un tema che se ricorda, noi presentavamo anche in campagna elettorale. Io provai a fare una provocazione in linea con quello che succede nelle città più belle e più avanzate in Europa e dissi: piantiamo decine di migliaia di nuovi alberi, cambiamo radicalmente la faccia della città. Anche stamattina venendo, oggi poi è una giornata un po' grigia, no? Insomma, chi esce di casa oggi, insomma, è lunedì ed è grigio bigio, piove, non è un gran modo di iniziare la settimana. Però guardavo la città, la nostra è una città molto grigia. Se ci pensiamo, salvo alcune aree, giardino pubblico, il boschetto, la nostra è una città tutta fatta di palazzi, di cemento, di bitume, di asfalto. E le città appunto più avanzate cosa ci dicono? Che in tanti casi dove si può si toglie questo cemento e si mette del verde. Si trasformano dei parcheggi in aree verdi, in parchi, dove le persone possono stare, possono fermarsi, i bambini possono giocare, le persone anziane possono andare a leggere il giornale. Perché anche? Perché noi sappiamo che soprattutto d'estate, ma non è soltanto un problema estivo,
Avere più verde significa rendere più vivibile la nostra città. Quanto caldo fa anche a Trieste durante luglio e agosto. Chi è l'eroe che passa a mezzogiorno l'una attraversa tutta Piazza Unità, no? Sotto il sole cocente? Ecco, avere più alberi abbassa. Un viale alberato ha almeno 3-4 gradi in meno di quanto non abbia quello stesso viale se invece è completamente spoglio. E questa è una cosa che abbiamo detto da anni, lo hanno detto molte associazioni, penso a Trieste Bella, quante volte ha citato, i colleghi di Adesso Trieste hanno fatto questa bella ricerca, 2000 alberi in meno, ma io spero che tutti quanti siano passati per Grignano. Grignano è l'esempio più lampante. Noi avevamo quegli alberi splendidi, giganteschi. Certo c'era un parcheggio in cui si andava un po' sulle montagne russe, ma in altre realtà cosa hanno fatto? Hanno tolto la soletta e hanno salvaguardato le radici di quegli alberi. No, qui si sono tagliati. E guardare le foto del prima e del dopo con quegli spelacchiotti che hanno messo, quegli arbustini piccoli piccoli, che certo cresceranno, ma quanto ci vorrà per raggiungere quella stessa capacità, insomma, di incidere? Ecco, bravissimo, mamma mia. La tecnologia di Tele4 ci aiuta. Chi è cresciuto, no? Io, fin da piccolo andavo da quelle parti, insomma, quegli alberi sono incomparabili con quello che è successo. Per fortuna siamo riusciti a bloccare lo stesso scempio dall'altra parte. Sembra che la regione abbia bloccato il suo progetto e guarda caso hanno scoperto che possono salvarli quegli alberi, che effettivamente si può togliere il cemento e l'asfalto e magari sopraelevare, dare più aria e più respiro alle radici e in qualche maniera salvare gli alberi. E lo dico questo perché è proprio un'idea di città. In questo il nostro sindaco ogni volta se la cava con una battuta, ma la verità è che insomma, si può fare molto di più, perché questa è la qualità della vita, è uscire e vivere in una città per noi, per i nostri figli, per quando saremo tutti più anziani, camminare in una città sicura, con meno buche. Altra notizia di oggi, una voragine in Viale Miramare se non sbaglio, ma una delle tante che aprono e non si capisce. Perché siamo pieni di soldi e la manutenzione è fatta così male? Ecco, tutto questo parleremo in Consiglio Comunale oggi, insomma, sapendo che ormai andiamo verso un 2026 che è già una pre-campagna elettorale, quindi insomma cominciamo a mettere i temi sul tavolo e a decidere con i cittadini quali possono essere le priorità per la nuova amministrazione. Ecco, quelle che avete visto su Grignano sono le immagini girate da Enzo Iannacone ed erano anche state girate nell'occasione della conferenza stampa Russo che avete convocato voi diverso tempo fa, assieme anche ai colleghi del Patto per l'Autonomia, Civica, FVG e altri consiglieri d'opposizione, proprio per i lavori di Grignano. Sì, ma soprattutto con le persone che si impegnano lì sul territorio. C'è un comitato che è nato, ci ha segnalato, sta combattendo e ripeto, insomma, noi siamo stati ben lieti di dare voce ai cittadini, perché non è un tema di destra o sinistra questo, non può essere un tema della politica che litiga. Salvare gli alberi, rendere bella la nostra città dovrebbe essere un impegno bipartisan, trasversale, insomma. Noi speriamo, mi piacerebbe, guardi, che questo 2026, perché il rischio è che noi passiamo quest'anno, e anche voi, insomma, no, giornalisticamente, a fare il totonomi di chi si candiderà in comune, in provincia, alla regione, poi si voterà tutto, si rischia di votare tutto nel 2027. Ecco, a me piacerebbe moltissimo che noi non sprecassimo quest'anno, tanto sappiamo che finisce la giunta di piazza e finisce probabilmente anche la giunta Federica, quindi è un momento di cambiamento a livello comunale e regionale e forse ci saranno anche le nuove province. Sì. E proviamo a decidere 3-4 punti su cui siamo tutti d'accordo. 3-4 scelte per la nostra città. Io penso a Portovecchio, ad esempio, insomma, che mi pare una partita decisiva da fare tutti insieme, ma poi ci torneremo. C'è un problema di sicurezza che riguarda moltissimo l'educazione dei nostri giovani. Allora, vediamo se riusciamo a metterci d'accordo su quello invece che fare propaganda, tanto non serve la propaganda in quella roba lì. E poi che modello di città vogliamo? Una città più verde, più vivibile, più accessibile? Insomma, ecco, sono 3-4 punti su cui ci si può, poi il resto ci dividiamo, faremo le nostre campagne elettorali, ci sta, ma se decidessimo quest'anno di consacrarlo a questo confronto, io credo che la politica ne uscirebbe molto meglio. Mi pare però, Russo, che molto spesso i suoi appelli alla collaborazione non vengono raccolti.
No, purtroppo no, negli ultimi anni, soprattutto su partite importanti, ma guarda, mi dispiace perché è stato un cambiamento. Con il sindaco di Piazza ci sono stati dei momenti in cui abbiamo collaborato molto bene. Io ricordo sempre, anche qui con grande gratitudine, il fatto che lui abbia voluto consegnarmi il sigillo trecentesco, che è stato il gesto di un avversario che in qualche maniera riconosce e chiede anche. Mi ricordo appena il giorno della sconfitta, non è un bel ricordo, no? Insomma, quando andai a salutarlo come nuovo sindaco, lui chiese pubblicamente il mio aiuto per Portovecchio, disse mi farebbe piacere. Io ovviamente risposi di sì, purtroppo temo che anche la sua coalizione in questi anni non lo abbia aiutato in questa apertura. È una coalizione che si è molto chiusa e si è talmente chiusa che adesso comincia a litigare, perché si vede, sono 6 mesi almeno che la Giunta Comunale di Trieste non riesce a prendere una decisione all'unanimità, perché prima litigano sull'Ovovia, poi litigano su Roiano, ci sono mille partite, c'è la terapeutica che non va né avanti né indietro, ci sono le rivendicazioni contro l'assessore Rossi che giustamente poi si toglie i sassolini dalle scarpe, Forza Italia che ha delle difficoltà in questa maggioranza, adesso arriva Vannacci, magari affronteremo anche quel tema. Perché? Perché invece che pensare alla città in qualche maniera hanno pensato che siccome hanno vinto potevano fare quello che volevano. Non è mai una buona regola perché poi alla fine i conti si pagano. Sentiamo una telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Scusi, posso parlare? Sì, prego, prego. Buongiorno assessore Russo. Buongiorno. Io le voglio dire una cosa, lei sta parlando degli alberi. Ma parla lui, non mi sente? Sì, la sentiamo signora, deve parlare col telefono. Allora, sì. Parla degli alberi a Grignano, sì. Parla del verde. Io da 53 anni abito in Greta, dove c'erano, vicino a Piazzale Osoppo, c'era uno spazio con 3 case popolari fatiscenti che hanno smantellato e c'era poteva fare un bellissimo parco, non tanto grande, ma che la gente di Greta potesse andare a prendere il fresco sotto gli alberi. No, stanno facendo, venite a vedere che cos'è Piazzale Osoppo, la casa che hanno costruito, e devono farne altre 2, nasconde tutta la collina, sia quella di destra sia quella di sinistra. È mai possibile che si può rovinare un rione così? Sì, c'è parchi, ma il parco di Villa Tripovic non è accessibile al pubblico, c'è solo quello di Villa Argentina, la quale il parco è a Passini, quindi i bambini non possono giocare. Ma dove che hanno fatto quel disastro, e venite a vedere in Greta, quando cominciarono a scavare, io ho detto facciamo una raccolta di firme, perché eccolo, adesso lo vedete mi pare, sì, ecco, ma le pare una roba giusta? Fare una roba per chi? Se la nostra città è in calo demografico, se fosse una città, per chi fare quelle case? Perché non fare un bel parco, una piccola pista ciclabile che i bambini possano correre con le biciclettine, che le vecchiette possano andare a chiacchierare sotto un albero? No, venite a vedere. Io vi prego di venire a vedere in Greta che cos'è. Sì. Una cosa vergognosa. E quel Piazzale Osoppo è anche molto comodo perché noi abbiamo la farmacia là e quindi tutta la gente, anche quelli che scendono da Officina, vengono a comprare i medicinali qualche volta. Dove metteremo le macchine? Quando ci saranno, mi pare 82 appartamenti, adesso io non lo so. Qualcuno è insorto? Qualcuno ha detto stiamo rovinando la città? Io mi auguro che esca dalla tomba un certo Massimiliano Fabiani, va bene, se sapete chi era. Era un urbanista e avrebbe tuonato come ha tuonato quando hanno costruito i grattacieli in via Carducci, perché quel grattacielo rovina la via Carducci. O non vi rendete conto? Una volta quando c'erano gli urbanisti facevano tutti i tetti più o meno della stessa altezza. Quell'altro in Campomarzio vi piace? Beh, sì. Non so, gli urbanisti dove sono? Non ci sono più.
Va bene, Perché signora, tutte le grazie. vie sono- Grazie del suo intervento su Gretta, abbiamo visto le immagini, Piazzale Osò. Beh, le immagini parlano da sole, devo dire che la signora dimostra anche una certa competenza urbanistica ed è vero, manca un'idea di città e manca un'idea adeguata. Guardi, quello che ogni tanto cerco di spiegare è che Trieste ha sostanzialmente un piano regolatore pensato negli anni 60, quando negli anni 60 però questa città prevedeva di arrivare a 300.000 abitanti. Oggi sappiamo di essere 200.000, con un mondo che è cambiato, con tecnologie che sono cambiate, con ad esempio un uso prima molto intensivo delle macchine, ma che adesso tutti in qualche maniera vorrebbero togliere dalle città per avere degli strumenti di trasporto urbano diversificati e anche più sostenibili. La verità è che probabilmente negli ultimi anni, anzi sicuramente negli ultimi anni, non abbiamo fatto lo sforzo di ripensare la nostra città. Allora, questo sarebbe bello, che tra le cose che dicevo nel 2026, mettiamoci tutti intorno a un tavolo, destra e sinistra, e vediamo quali sono le aree della città da riqualificare, quali sono le cose da salvare, dove si possono riaprire degli spazi verdi. Ci sono a Milano delle scuole che hanno deciso di togliere il pavimento di fronte all'ingresso della loro scuola e di mettere del verde, dell'erba addirittura, in maniera tale che i bambini possano uscire dalla scuola e toccare l'erba. Pare strano per chi magari ha qualche anno in più, ma i nostri ragazzi, i nostri bambini spesso non hanno la possibilità di vedere un albero, di toccare, di mettere i piedi nell'erba, addirittura di vedere un animale. Insomma, queste sono cose straordinarie. Leggevo che anche a Mobili Elio non avremo più i cerbiatti che c'erano lì. Allora, ecco, è ripensare questo modello di città, perché ha ragione la signora. Noi abbiamo tante case vuote. Allora, perché ricostruire? Perché piuttosto invece non investire nel sistemare gli spazi che già ci sono e in qualche maniera evitare di consumare ulteriormente suolo? Noi dobbiamo pavimentare la città, questo è quello che dicono gli architetti moderni nelle città migliori. Tanto verde in più, perché come abbiamo detto prima è quello che garantisce più qualità della vita, meno calore e, come diceva la signora, la possibilità di passeggiare, di fermarsi sotto un albero con calma. Siamo una città anche di persone sempre più anziane. Cerchiamo di costruire una città sostenibile anche per loro e poi per i nostri figli che possano riscoprire anche una dinamica. Abbiamo il mare, ricolleghiamo il mare a questa idea di una città più verde e più legata alla natura. Quello di Gretta è comunque un'area ATER, no? Cioè, non so quali margini potesse avere il comune per poter intervenire. No, non è un tema soltanto comunale, ma è chiaro, è un'idea di pianificazione. Okay. Allora, quello che è mancato negli ultimi anni, io non voglio criticare soltanto, ma è chiaro, insomma, il sindaco di Piazza governa da 20 anni, insomma, questi ultimi probabilmente non sono quelli più dinamici, ma perché è normale, insomma, è cresciuta la sua età, ma poi si perde anche un po' di vitalità, un po' le idee diventano un po' sempre le stesse. Adesso quello che servirebbe, che è mancato negli ultimi anni, è fare insieme sinergia. Allora, metterci insieme, l'ATER è un pezzo della politica abitativa di questo territorio, importante. Ci sono le associazioni ambientaliste, ci sono tante associazioni che si battono per una mobilità più sostenibile e dolce. Par di no, ma oggi con le biciclette a pedalata assistita, quello che era un limite di Trieste, cioè il fatto che c'erano salite e discese, sostanzialmente scompare. Allora, per molte persone, per molte generazioni, muoversi in bicicletta potrebbe tornare un'opzione importante, che tra l'altro aiuta noi a stare meglio, perché sappiamo che se ci muovessimo tutti avremo bisogno di meno medici, meno medicine, meno ricoveri ospedalieri, fa bene alla salute, i nostri bambini potrebbero andare, come in tante città, in colonna, accompagnati magari da un adulto soltanto, mentre tutti gli altri genitori potrebbero evitare, insomma, chi ha dei figli lo sa, insomma, quelle corse scannate la mattina. Ecco, ci sono modalità che si possono copiare, recuperare. La nostra è una città a misura d'uomo, può esserlo ancora di più. Ripeto, questa è una pianificazione e vale anche per il sociale. Pianifichiamo di più il sociale, pianifichiamo
l'attenzione ai nostri ragazzi. Insomma, anche oggi mi pare ci sia un articolo legato all'ennesimo episodio di Maranza, Sì. Un ragazzo molto bravo, voglio dirlo, insomma, che ha evitato, raccontava suo padre, lui fa anche della box, ma ha evitato di scontrarsi con questi bulletti che provavano a dargli fastidio, ha accelerato il passo e sostanzialmente se n'è andato. Magari li stendeva pure, ma non era... Ha dimostrato lui molta maturità e pensavo a questo venendo qui. E noi abbiamo bisogno di più ragazzi così, cioè noi abbiamo bisogno di ragazzi, evidentemente a qualcuno, a quel ragazzo ha insegnato da un lato a fare attività fisica e anche a saper gestire la propria forza, ma a farla, no, su un ring, agli altri non l'ha insegnato. Allora quello che manca, certo, sono più poliziotti che magari controllino, più controllo sociale nelle nostre strade. Ma quello che serve è che questi ragazzi trovino, come è stato in passato per tanti di noi, dei luoghi accoglienti con degli adulti maturi che insegnino loro a stare al mondo. Perché forse le loro famiglie non sono in grado di farlo, ma la verità è che non ci sono luoghi. Non possiamo delegare a qualche paninoteca l'essere l'unico contenitore di questa città in cui i ragazzi si ritrovano, ma sono allo stato brado e quindi perdono il loro tempo e sono in qualche maniera trascinati magari da chi fa il capobranco con delle modalità che poi portano a quello che succede. Allora è un impegno complessivo e mi piacerebbe che lo affrontassimo così e non soltanto con l'idea che dobbiamo mandarli via tutti. Non si possono mandare via, anche perché molto spesso i Maranza sono figli di famiglie triestinissime, insomma, quindi la situazione è anche questa. Una mail dice: complimenti al signor Russo, non vedo l'ora di vedere Piazza Unità e via Carducci pieni di alberi, scrive Giulio. Non ho capito se è ironia o un desiderio reale, però vabbè. Io spero, insomma, ovviamente c'è chi storcerebbe il naso, ma io ricordo che anche Piazza Unità è stata per lunghissimi periodi della storia della nostra città, è stata una piazza alberata. Vero. Quindi guardate, il futuro è quello, perché con le temperature che crescono, l'unico modo che noi abbiamo per rendere le nostre città sostenibili, per non dover tutti scappare o vivere in ammollo a Barcola tutta l'estate, che insomma sarebbe bello, ma non è possibile per tutti, è quello di trasformare in maniera radicale le nostre città. E mettere più alberi è una soluzione assolutamente semplice. È bella da vedere, perché insomma una quinta di alberi è la cosa più bella che si possa desiderare. Ci sono città in cui hanno fatto sperimentazioni incredibili, anche alberi da frutto. Ci sono città che sono invase dai turisti perché tu puoi passeggiare in queste città e cogliere i frutti dagli alberi e mangiarti una mela piuttosto che un'albicocca. Insomma, ci sono sperimentazioni, io in questi anni le ho messe un po' tutte da parte perché spero ci sia il momento davvero di creare un progetto condiviso su questo. Città in cui erano stati interrati addirittura dei canali, erano diventate delle autostrade e hanno tolto queste autostrade e le hanno rimesse nella loro originale destinazione con l'acqua e con dei canali che sono circondati dalla natura. Non è vero che non si può tornare indietro e ripeto, la nostra è una città che si presta benissimo. Anche ripensare Porto Vecchio in questa modalità è un dovere che noi abbiamo, non possiamo pensare soltanto di costruire in Porto Vecchio. Porto Vecchio deve essere anche un polmone verde di questa città. Pubblicità, breve interruzione, ci rivedremo tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste, 8:35 di lunedì 26 gennaio, in studio con noi il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo. Ci sono alcune altre mail, una dice: buongiorno, chiedo al consigliere Russo come mai non si parla più di fare la bonifica del boschetto di Servola e nel giardino delle ex scuole di Via dei Giardini che sono inquinati, scrive Nevio. Era quella
vecchia situazione del 2016, ancora 10 anni fa, quando si scoprì che ci furono i carotaggi sui esatto. giardini, si scoprì anche che diversi, lontani dalla Ferriera, quello di Piazzale Rosmini per intenderci, riportavano delle sostanze inquinanti e dei livelli di allerta. Confesso che non lo so, pensavo che invece le procedure fossero avanzate, quindi verificheremo. Mi pare che sia... Questo è uno dei temi, almeno salvaguardiamo le piccole e povere aree verdi che abbiamo, insomma. Ma questo fa parte di una vecchia idea di città in cui ovviamente la sensibilità ambientale era completamente diversa. Per fortuna adesso quel tipo di aziende, di realtà industriali non ci sono più. Ecco, va proprio ripensata la nostra città, insomma, va ripensata anche però in termini ovviamente non soltanto di sostenibilità ambientale, di qualità della vita, ma anche di nuove imprese, perché quello che è mancato in questi anni è anche dire vabbè, la Ferriera non c'è più, ma cosa mettiamo al suo posto? Wärtsilä se ne va, ma cosa succede al suo posto? Perché non possiamo semplicemente dire beh, non ci sono poi persone che sono rimaste a piedi perché le abbiamo ricollocate o spesso le abbiamo mandate in pensione. Sì, ma i nuovi posti di lavoro per i nostri giovani, quelli un po' qualificati che non siano soltanto fare i camerieri per i tanti turisti che arrivano, dove sono? Le imprese che garantiscono qualità del lavoro. Il porto che negli ultimi 10 anni, grazie a Zeno D'Agostino, è stato uno dei grandi volani dell'economia triestina. Adesso abbiamo visto ha perso quote importanti nell'ultimo anno, certo c'è stato anche il problema del canale di Suez, ma anche 500 giorni in cui dopo le dimissioni di D'Agostino il governo nazionale e quello regionale non si sono messi d'accordo. Un'altra cosa su cui il centrodestra ha litigato, per fortuna abbiamo il presidente Consalvo, adesso è ripartita la procedura anche per il nuovo segretario generale, speriamo sia operativo a breve. Però la verità è che lì i numeri si sono persi e rischiamo di perdere. Tra l'altro con una legge nazionale, io spero che su questo i triestini siano molto attenti, così come andammo tutti in piazza a difendere Zeno D'Agostino, c'è una norma nazionale che rischia di togliere almeno 20 milioni, 25 milioni all'anno del budget del porto di Trieste per darlo a un'agenzia nazionale, che vuol dire togliere al porto molta della sua capacità di investimento sul territorio. Stanno togliendo al porto di Trieste e a questo territorio grandi ricchezze, senza capire che noi siamo un porto diverso dagli altri, perché lavoriamo con l'Europa dell'Est, l'Europa del Nord, abbiamo veramente delle caratteristiche e sappiamo quanto Trieste sia decisiva. Ma quello manca, no? Ripensare e attrarre. Porto Vecchio, l'abbiamo detto sempre, insomma, è uno dei luoghi classici in cui dovrebbero arrivare nuove imprese e quindi Porto Vecchio è un luogo bello, ma in cui far arrivare magari imprese pulite, tecnologicamente avanzate, in sinergia con l'università, con i centri di ricerca. Questa è la città e la Trieste che vorremmo. Una mail dice: buongiorno, bravo Russo, usiamo le e-bike, solo che costano come una moto o addirittura come utilitarie. Faccia una proposta per prezzi popolari, magari togliendo l'1% alla produzione di armi. Sì, ovviamente il tema delle armi aprirebbe molte altre cose, ma si può fare, secondo me. Ci sono politiche comunali che possono aiutare, una è quella del noleggio, ci sono situazioni in cui avere una bicicletta a noleggio può essere sufficiente, ma magari a me non serve tutto il giorno, mi serve su alcuni tragitti e può aiutare quello. E poi potrebbero esserci anche delle politiche di acquisto di grandi numeri, per cui il pubblico abbassa il prezzo della bicicletta, perché se il comune si fa garante per comprare 2000 biciclette per gli abitanti di Trieste, è chiaro che le aziende potrebbero decisamente calare il prezzo per uno stock così importante. La fantasia non manca, insomma, dove basta copiare bene. Ci sono città in cui ci sono sperimentazioni molto molto belle, molto interessanti e ovviamente città, ero recentemente a Cracovia, ho trovato degli splendidi tram e aree 30 di percorribilità. Ho detto ma insomma, le fanno in giro per il mondo, perché non possiamo farle noi? Senta Russo, sulle province invece come si esprime?
Ma le province, guardi, sono secondo me la dimostrazione che ogni tanto la politica va in tilt. Qualche anno fa le province le abbiamo tolte e tutti volevano toglierle. Destra, sinistra, i cittadini facevano a gara, sembrava che le province fossero il luogo dello spreco assoluto. Non era sempre vero così, però abbiamo imparato in questi anni, io sfido qualcuno ad accorgersi che non ci sono state le province. A quale cittadino è mancata la provincia? In particolare a Trieste, ma su Trieste poi ritorno. La verità è che ci sono alcune funzioni per cui forse le province, intese come realtà, tecnicamente si dice di politiche di area vasta. Cosa vuol dire? Ci sono alcune cose che il singolo comune, soprattutto se è piccolo, pensiamo in Friuli dove ci sono molti comuni piccoli, da solo non ce la fa, non riesce a fare alcuni investimenti, non riesce a fare alcune spese importanti, non riesce ad avere delle professionalità, non riesce a fare dei progetti europei perché hanno bisogno di uno staff di un certo tipo. Ecco, allora mettere insieme 5-10 comuni di questo genere spesso crea delle sinergie, delle economie di scala che poi permettono, ad esempio, non è che ogni comune può avere una piscina, si mettono insieme 10 comuni, realizzano una piscina e i cittadini di quel territorio possono godere della piscina. Però cosa succede? Allora, questa gestione di area vasta, chiamiamola provincia, chiamiamole UTI, potevano avere 1000 nomi, insomma, sono anche importanti in alcune aree, però non è necessario. Questa è l'accusa che io faccio al centrodestra e ho visto che sui social i cittadini si sono scatenati abbastanza. Non serve rimettere in piedi il carrozzone con i presidenti, gli assessori, i consiglieri e così via, non serve. Le province, anche in altre realtà, ad esempio, possono essere espressione di questi comuni, cioè 10 comuni si mettono insieme, c'è bisogno di un piccolo coordinamento. Bene, ogni comune indica un suo rappresentante, un consigliere, un assessore, il suo sindaco e si fa questo coordinamento. Si danno 2 soldini in più a questa persona che fa 2 lavori, perché è giusto riconoscerglielo, perché qualche volta in Italia invece nelle province così come funzionano lo si fa fare gratuitamente, che mi pare un modo per delegittimare anche l'istituzione, però basta così, non serve rimettere in piedi un ulteriore livello che è anche un altro livello di burocrazia, perché se esiste anche la provincia poi ci sarà. Se io devo aprire un negozio, oltre al permesso che devo chiedere al comune, magari qualche verifica devo fare con la regione e così via, con l'azienda sanitaria, magari devo fare anche il permesso della provincia. Ecco, di quello non abbiamo bisogno. Chiudo però con una riflessione che tornerà e che farò tornare anche in Consiglio regionale. Avete voluto riaprire le province? Secondo me non serviva in questi termini, come ho spiegato. Bene, però allora a Trieste facciamo e ricominciamo una riflessione su cui tutti siamo d'accordo, che è quella della città metropolitana. Perché qualche anno fa, quando io mi permisi di proporla e feci anche un emendamento nello statuto regionale, quando ero in Senato, feci mettere la possibilità di creare città metropolitane in Friuli Venezia Giulia, tutti firmarono quella mia richiesta. La firmò perfino Roberto Di Piazza, che all'epoca non era sindaco ma che fu d'accordo, era consigliere regionale. Lo firmò il rettore dell'università, il presidente di Confindustria, cioè tutte le realtà di questo territorio riconobbero che la specificità di Trieste è tale per cui noi possiamo e dobbiamo essere città metropolitana, perché questo ha un vantaggio anche nei rapporti nei confronti dell'Europa. Noi dobbiamo sapere che stiamo spendendo pochissimi soldi che arrivano dall'Europa, cioè l'Europa ha tante risorse e una delle sue linee di finanziamento a cui noi non arriviamo mai è sulle aree metropolitane. Se noi fossimo area metropolitana immediatamente avremmo decine di milioni all'anno da spendere in più. Non capisco perché non farlo e chiederò al Presidente Fedriga di schierarsi una volta per tutte o per il sì o per il no anche per il bene di Trieste. Mi ricordi come parte l'iter della città metropolitana? Deve partire dal sindaco? Città metropolitana può partire anche dal Consiglio Comunale, sì, può partire dal Consiglio Comunale, può partire anche dal livello regionale, sarebbe l'ideale, certo. Cioè nel momento in cui ridefiniamo le province, guardi, è inutile, hanno voluto rifare le province, adesso io spero almeno che quando arriviamo in Consiglio regionale dobbiamo ridecidere come farle qui in Friuli Venezia Giulia, almeno non copiamo quello che c'era. Cioè, è mai possibile che noi rifacciamo le province sostanzialmente uguali a quelle del periodo napoleonico? Le province e i comuni, quando sono stati pensati per la prima volta, pensiamo ai comuni piccoli, erano pensati delle dimensioni adeguate anche ai trasporti dell'epoca, cioè erano
costruite sulla base di quanto una persona potesse camminare nell'arco di 12 ore, cioè quando c'era la luce, e quindi quanto poteva spostarsi da un posto all'altro per avere un servizio, per arrivare alla posta, queste cose qui. È chiaro che oggi è cambiato tutto. Allora, possiamo ripensare, Udine e Pordenone possono dialogare in maniera diversa, Trieste e Gorizia o Trieste e Monfalcone non sono già oggi un'unica realtà? Perché la CISL o Confindustria o la Camera di Commercio di Trieste e di Gorizia si sono già fuse e noi dovremmo fare 2 province separate? È veramente un assurdo. Allora viene veramente da pensare che qualcuno deve piazzare qualche amico che non si può più candidare in consiglio regionale. No? Abbiamo, no, qualche figura, senza fare troppi nomi, che si sta battendo moltissimo e che uno dice, vabbè, ma insomma, non puoi più fare magari l'assessore regionale, ti ritroveremo candidato presidente della provincia. Ogni riferimento è puramente ogni casuale, riferimento è casualissimo. casualissimo. Però questo magari non tutti lo capiscono, ma No, è legato chi lo vuole capire l'ha capito. A quelli, diciamo, che sono del mestiere. Però al netto di quello viene da pensare male. Allora, volete veramente fare il bene? Cioè, le province servono a risolvere i problemi dei cittadini, non dei politici? Ripensiamole. Nel ripensarle, Trieste è un'area metropolitana. Magari parliamo con Monfalcone, magari definiamo con i comuni del Carso qual è la modalità per cui l'identità di comuni a maggioranza slovena deve essere tutelata assolutamente, però è una ricchezza, è una possibilità, appunto, come dicevo prima, di avere più risorse dall'Europa, più relazioni internazionali e più forza anche nei confronti della gestione del nostro porto, che sarebbero una cosa fantastica. C'è una mail, anzi ce ne sono 2, una dice: buongiorno, se si ricostruiscono le case che erano abitate non va bene, non va mai ben niente, sempre andare contro per quanto riguarda Gretta, scrive un telespettatore o una telespettatrice, adesso questo non lo so. Poi c'è la vignetta che ci manda Marco Inglaro, che adesso andiamo ad aprire, e poi c'è un'altra mail che riguarda la sicurezza per il tema delle scuole. In comuni sta lavorando per noi, Sima de Scondon, questa è la vignetta di Marco Inglaro. La mail invece, la vado un attimo a recuperare, diceva: consigliere Russo, cosa farebbe lei per quanto riguarda la situazione delle scuole, visti i maranze e visti i coltelli che entrano anche all'interno delle classi? Questo è il tema. Prima, io non è che voglio criticare, dico, come ha detto la signora di Gretta prima, che forse possiamo ripensare anche quei quartieri e valutare se era proprio necessario ricostruire lì. Ci sono tante abitazioni da rimettere a posto a Trieste. Perché non lo facciamo? Perché lasciamo tanti palazzi decadere e ricostruiamo di nuovo? È chiaro che, diciamola così, ad alcuni conviene costruire, cioè, ci sono ditte, ci sono giustamente che devono lavorare, però possono lavorare anche nella riqualificazione, insomma, e io sono per favorire la sistemazione magari di palazzi storici che ci sono, e lì dove si era creato uno spazio come il Largo Soppo, magari veramente di fare uno spazio aperto. E sul tema delle scuole, è un tema che mi sta particolarmente a cuore da genitore e da insegnante di pedagogia. Come dicevo prima, noi dobbiamo intanto non lasciare da soli i nostri insegnanti, perché sono veramente in prima linea anche su questo. Cioè, i nostri insegnanti, oltre al loro mestiere, che dovrebbe essere semplicemente quello di trasmettere nozioni, di educare, di far crescere i nostri ragazzi come persone, come adulti responsabili, gli stiamo dando un sacco di altri compiti. Pensiamo a tutto il tema delle famiglie e dei ragazzi, dei bimbi che arrivano da altri paesi che non sanno ancora l'italiano. Noi carichiamo sulla scuola la responsabilità di un lavoro di integrazione che dovrebbe essere un lavoro che viene supportato anche in altra maniera. La violenza arriva lì perché, come abbiamo sempre detto, non è soltanto un problema di ordine pubblico, non si risolve soltanto con più poliziotti, ed è bene che ci siano, e io chiedo al governo nazionale e al governo regionale, sono di centrodestra, che facciano concorsi per nuovi poliziotti, per nuovi carabinieri, nuovi addetti alla Guardia di Finanza, ma non basta, soprattutto quando parliamo di educazione di ragazzi. Serve un percorso di accompagnamento, serve potenziare con delle figure che aiutino questi ragazzi che sono sbandati, ma tante generazioni sono state sbandate anche in passato. Io lo ripeto spesso, quanti muloni di strada
hanno trovato nei ricreatori delle figure di riferimento, degli educatori che magari gli hanno dato 2 scappellotti, ma poi gli hanno insegnato a come si sta al mondo, non soltanto a giocare a basket, ma attraverso lo sport, ad esempio, ai valori della solidarietà, del gruppo, della capacità di fare squadra. E noi abbiamo bisogno di aiutare quei ragazzi a fare le stesse cose, ma come dicevo, bisogna che oltre alla scuola abbiano degli spazi. E la prima proposta che feci 5 anni fa in campagna elettorale fu quella di creare degli angoli in ogni quartiere aperti allo sport per tutti. Cioè, quelli che in America chiamano i playground, dei campetti di basket, di calcetto, dei luoghi dove potersi trovare. Perché i ragazzi hanno bisogno di quella roba lì. Ripeto, mi fa tristezza se hanno soltanto come punto di riferimento la paninoteca di Piazza Goldoni, insomma, e magari adesso si sposteranno in Viale perché ne apre un'altra in Viale. Diamo loro dei luoghi e in quei luoghi mettiamo degli educatori. Cioè ci siano delle persone, li chiamano educatori di strada, ma insomma non soltanto, che capiscano, che comincino a raccontare loro che si può stare insieme non in maniera violenta e ovviamente non con i coltelli. Dopodiché, insomma, ecco, mi ricordo quando guardavamo all'America con grande tristezza e dicevamo ma ci sono le scuole con il metal detector. Esatto. Ecco, io spero di non arrivare lì. Vorrei educare quei ragazzi e aiutare quei ragazzi prima che si creino quelle situazioni. Telefonata, buongiorno, prego. Buongiorno. Buongiorno. Sì, prego. Buongiorno a tutti, anche a Russo, che lo conosco personalmente. Prima parlavate della città metropolitana di Trieste e quello. Io ho guardato storicamente, per la questione delle province, che tutta la fascia costiera da San Bartolomeo a Punta Sdobba era provincia di Trieste, Monfalcone e Grado compresa. Quindi nessuno ha mai voluto parlare di questo nella città, quella città metropolitana, nessuno ha mai parlato. Quella piccola formichina, appendicina per provincia di Trieste, almeno questo è compensare Gorizia in qualche altra maniera, insomma, con Aquileia, per esempio, che ha legami con Gorizia, insomma. Questo volevo sapere, il vostro pensiero. Ok, grazie. Beh, penso che, come diceva Russo prima, l'aveva un po' fatto intendere, cioè nel ridisegno di un ente di secondo livello sopra il comune che può chiamarsi provincia o città metropolitana, nel desiderata del consigliere Russo, c'è l'allargamento all'area costiera fino a Monfalcone, anche perché ormai l'autorità di sistema portuale fa squadra fra i porti di Trieste e Monfalcone, quindi ha già un senso di per sé. Assolutamente sì, ha ragione chi ci ha telefonato. Storicamente noi dobbiamo sempre ricordare che Trieste è stata una vera piccola capitale d'area. Trieste è ancora una capitale, se andiamo nei Balcani ci rendiamo conto di quanto Trieste sia vista ancora come una piccola capitale di quest'area, un punto di riferimento. E quindi insomma noi dobbiamo ricreare delle condizioni amministrative che diano polmoni larghi all'ambizione di Trieste, alla cultura di Trieste, alla capacità di relazioni di Trieste. Trieste ha alcune cose che sono più grandi di lei. Il porto di Trieste parla di Trieste in tutto il mondo, molto di più di una città di 200.000 abitanti. Il sistema scientifico triestino ha relazioni in tutto il mondo molto più larghe di quello che può avere una città simile alla nostra, insomma. Penso a Verona, che ha più abitanti di noi ma non ha questo tipo di relazioni. Trieste è sede di grandi imprese multinazionali, le Generali, Fincantieri, Allianz. Allora, come si dà una struttura amministrativa che abbia le stesse ambizioni? Io credo che la città metropolitana, proprio perché l'Europa la considera come una delle forme più alte di organizzazione amministrativa e ha una relazione speciale con le città metropolitane, possa essere una soluzione. Ovviamente in dialogo, perché da un lato c'è sicuramente Monfalcone, che è già dentro. Monfalcone e Gorizia sono dentro appunto le organizzazioni del sindacato
che lavora in maniera unitaria, di Confindustria, delle Camere di Commercio, quindi c'è già questa possibilità. Ma poi io penso al dialogo dall'altra parte. È chiaro, stiamo parlando di un altro Stato, ma c'è una naturale possibilità di dialogo con Capodistria, con il litorale, con l'Istria, che in qualche maniera uno status di città metropolitana renderebbe più semplice. Ecco, questo è l'obiettivo che noi dobbiamo avere, cioè non è costruire una scatola, non è mettere dei posti in più o delle seggiole in più per qualche politico che se no non saprebbe cosa fare, è avere l'ambizione di ridisegnare le istituzioni per dare gambe e fiato. Guardi, riguarda anche la sanità, noi abbiamo un problema gigantesco, insomma, non so se abbiamo tempo, ma dovremmo fare una puntata soltanto sul disastro che sta succedendo a Cattinara. Cattinara dovrebbe essere la cosa per cui tutti i triestini si svegliano preoccupati la mattina e vanno a dormire incavolati con la politica che non sta facendo nulla. E dobbiamo dire in particolare al Presidente Federica e all'assessore Riccardi che non è più tollerabile, io in questi giorni ci sto andando spesso per trovare delle persone, è un cantiere infinito, tutti devono fare slalom, gli operatori sono ormai stanchissimi di lavorare in una condizione che non è più adeguata, non è più dignitosa anche per i medici, gli infermieri e tutte le persone che lavorano lì su, ma per esempio la sanità è un luogo su cui Trieste potrebbe recuperare una centralità di area, cioè se Cattinara diventasse finalmente il centro ospedaliero di riferimento di quest'area con tanta tecnologia, con i rapporti con la scienza che potrebbe portare le cose più avanzate in quella realtà, è chiaro che anche dalla Slovenia e dalla Croazia noi recupereremmo una centralità che Trieste deve avere. Io vorrei che la politica abbia questi sogni. Mi dispiace che negli ultimi 5 anni abbiamo parlato soltanto dell'Ovovia, sono stufo anch'io, lo confesso anche ai cittadini, non se ne può più. Abbiamo sprecato 5 anni a parlare, a litigare, a raccogliere firme, a andare in piazza, questo riguarda anche noi, a fare ostruzionismo in consiglio comunale, su un progetto che sappiamo dall'inizio non si sarebbe fatto e che alla fine si è dimostrato che non si farà, che se ne dica, insomma, ormai manca un anno, è chiaro che quando Di Piazza andrà in pensione l'Ovia non sarà fatta, però abbiamo sprecato 5 anni. 5 anni in cui avremmo potuto fare la città con più alberi, in cui avremmo potuto spingere per la città metropolitana, in cui avremmo potuto cercare nuove imprese per i nostri figli, in cui sarebbe potuto partire Portovecchio che è ancora lì, che non parte. Tanti annunci, solo annunci e non è ancora partito. Come ho detto dall'inizio, io spero il 2026 non sia l'anno in cui si decide se si candida uno o l'altro, una donna, un uomo, la provincia, ma se non vado lì mi candido in regione. No. Il totonomi lasciamolo proprio per insomma, le chiacchiere del bar. La politica provi a impegnarsi a creare un tavolo in cui su 3 punti, Portovecchio, le butto lì, Portovecchio, la sicurezza e la formazione dei nostri giovani perché non diventino persone adulti non in grado di gestire insomma, la propria vita e la propria vita in comunità, e poi il modello di città. Più verde, più trasporti sostenibili e una città veramente a misura d'uomo. Se riusciremo a fare questo, io credo che anche molte persone in più verranno a votare, perché saranno delle cose interessanti che spingeranno i nostri cittadini a impegnarsi. Abbiamo ancora una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno, Prego. Bisa Walter. Prego. Già che ha toccato l'ospedale di Cattinara, adesso Russo, e prima ha parlato dell'aumento dei prezzi del parcheggio San Giusto, volevo dirgli che l'altro anno ho fatto la PRP al ginocchio in ospedale a Cattinara, visto che mutualmente ci voleva un anno più per farla, in privato il giorno dopo. Io ho pagato 130 euro, quest'anno la voglio rifare. Hanno detto che costa 250 euro. Boh. Vuoi sapere? Ecco, basta questo purtroppo. Guardi, è esattamente quello su cui ci stiamo battendo. Un'idea di sanità, un cittadino non capisce, ed è giusto che non capisca, perché una prestazione che non si può fare gratuitamente il giorno dopo pagando può essere fatta. Noi abbiamo lasciato che la sanità pubblica in qualche maniera perdesse molta della sua
concorrenzialità. Questa è la grande colpa. Io credo che destra e sinistra non si dividano su tante cose nell'amministrazione concreta, appunto una città verde o Porto Vecchio non sono cose di destra o sinistra, ma la sanità si vede come una scelta molto diversa. La destra vuole privatizzare, vuole che sempre di più i cittadini paghino. La sinistra, per quello che può, cerca di difendere un'idea di sanità pubblica in cui il signore possa andare a fare la sua prestazione né a 130 né a 250, ma semplicemente eventualmente con il ticket o gratuitamente. Grazie al signor Walter che ha chiamato, grazie anche a Francesco Russo, consigliere regionale del Partito Democratico con noi questa mattina. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata a tutti. Dunque noi andiamo in pubblicità, ma tra poco torneremo di nuovo con voi in diretta fino alle 10. Ben ritrovati in diretta con Sveglia Trieste, 2 ospiti in questa ora che passeremo assieme. Comincio da Elisa Cossutta, nutrizionista che torna a trovarci. Buongiorno, ben ritrovata. Ciao, grazie. E a Igor da Milano, Radio.0, speaker radiofonico, organizzatore di eventi, educatore, che come abbiamo già avuto nelle passate trasmissioni, torna ad aiutarci a trattare argomenti di stretta attualità. Oggi torniamo su quelli che sono gli argomenti legati al mondo della nutrizione, ma anche del benessere, dell'attenzione a dare un'occhiata anche a quello che nel quotidiano noi consumiamo, Igor. Sì, anche di quello che tante volte viene detto, no? Perché sai, quando si va in giro, ma sì, un caffè al giorno va bene, ma sì, ma tanto se prendi un biscotto, ma sì, ma fai, oppure quando andiamo a fare la spesa, no? Quindi voglio arrivare, oggi un po' parleremo di spesa, come funziona fare la spesa, come fa la spesa. Oggi, logicamente, io per primo, a 50 anni ho grande difficoltà, spesso e volentieri ti mettono i titoli dei prodotti super piccoli, cioè io non li vedo. Un'altra cosa che non vedo è quella che nella confezione, che grande o piccola che sia, quando c'è il prodotto con l'etichetta che devi leggere, è impossibile. Cioè dovevi comprare una lente o mettermi gli occhiali con la lente vicino perché è troppo piccolo. Cioè non è una cosa scritta bella grande che ti faccia capire che, non so, lascia stare la cosa, anche lì parleremo, l'altra volta aveva già accennato, no? Tutte le cose zero, tutte le che è zero ma non è proprio zero, però spesso e volentieri tu vieni attratto, no? Tu vedi dei biscotti senza zucchero, poi giri, guardi l'etichetta e io ti dico, spesso e volentieri faccio come, non riuscendo a leggere, faccio la foto col telefonino e zoom per capire un po' l'etichetta. In realtà tutto questo, poi cercando un po' su internet, ho trovato anche l'applicazione che mi aiutava a sta cosa qua, che poi la faremo vedere, un'applicazione dove in qualche modo voi ve la scaricate sul telefono, inquadrate il codice, che c'è quel codice a barre dell'etichetta, lui ha un suo software, legge quell'etichetta e vi dice cos'è, e vi dice se è buono, quanto zucchero, però bello grande, quindi è anche facile da capire. Già ti mette le frecce, no? Verde vuol dire che è un buon prodotto, giallo e rosso che siamo proprio messi male. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è l'etichetta. Allora, detto che abbiamo qua Elisa, questa etichetta come bisogna leggere. Cioè, guarda, io ne ho presa una a caso, anche ecco. senza diciamo, riferimento al prodotto, che poi magari facciamo esatto. Ma a me viene pubblicità cattiva o buona che sia. Però viene male, perché quando guardiamo un prodotto e ti dice lascia stare, perché è furbata, no? È il peso, quindi se vedi in grande c'è il peso, e poi ti mettono in grande le calorie, che non sono le calorie per ogni biscotto, ma sono totali. E il tuo cervello dice, beh, 200 grammi, 1500 calorie, sono 50 biscotti, ma cosa vuoi che sia? In realtà poi sotto, casomai c'è scritto zucchero, e quello zucchero vedi che ti uccide. Allora, spiegaci, ti prego, illuminaci questa cosa qua. Lui ha preso l'etichetta quella più, non so, questa ma l'ho trovata a caso. 20 anni fa, vabbè. Sì, no, scade nel 21, quindi pochi anni fa. Va bene, ti perdono. Allora, intanto sicuramente dobbiamo leggere le etichette, perché spesso anche solamente a vedere l'immagine iniziale del prodotto ci porta in confusione. Anche alle volte, ad esempio, scrivono biscotti di grano saraceno, e andiamo poi a vedere quanto grano saraceno c'è effettivamente in quei biscotti, 6%. Quindi
l'importanza di vedere l'etichetta è veramente fondamentale. Io vedo spesso lo zucchero. Lo zucchero è una cosa incredibile, cioè lo zucchero su un prodotto che può essere 200 grammi sono 3, 4, 5 grammi, che non è uno scherzo, cioè 3, 4, 5 grammi, prendete la zolletta e cominciamo a fare i conti, comincia a essere un numero mica da poco. La prima cosa è guardare la lista degli ingredienti, perché gli ingredienti sono scritti in ordine decrescente, da quello presente in maggior quantità a quello in minor quantità. Se lo zucchero è tra i primi, sicuramente ti ho messo 3. una, guarda, ti ho messo una. Te ne ho messo un'altra. Vediamo. Vediamo un attimo, eccola qua. Eccola qua. Energia. Energia. Io mi mangio energia. Esatto. Cos'è questa tabella qua? Vedi 100 grammi di prodotto, che poi un biscotto non è 100 grammi, no? Cioè, no. Facciamo finta. Sì. Il biscotto è 3-4 grammi? Sì, non so, Diciamo che in genere mettono 100 grammi e poi vicino o per biscotto o per porzione, che magari intendono 3 biscotti. Quindi AR per biscotto, che sarebbe il consumo raccomandato, no? Non so, sì, sarà. allora, Ho capito, ad ma esempio, È di riferimento per un adulto medio, sì, esatto. sì, c'è scritto. Ad esempio, Assunzione di riferimento per un adulto medio. Assunzione di riferimento, AR, ok, ci siamo. Sì, poi la percentuale, anche lì è effettivamente meglio non farci troppo. Ma qua, Però cerchiamo di guardare sicuramente l'energia, i grassi, importante, i grassi saturi, che effettivamente quelli sono da limitare il più possibile. Carboidrati, importante, di cui zuccheri. Ok, quindi 61 grammi in questo caso per 100 grammi di prodotto di carboidrati, di cui 19 zuccheri. Pensa 19 di zucchero, è tantissimo. È un terzo, no? Più o meno 20 su 60 sono un terzo. Cioè, ma guarda che, adesso noi dovremmo, la prossima volta facciamo così, dobbiamo portiamo un Dovevamo farlo già zucchero l'altra e volta. mettiamo, quello dei bicchieri, sì, mettiamo lì, perché forse così, altrimenti uno che non percepisce i 19, mettiamo la bilancina e proviamo. Certo. Ma vi racconto questa. Di tutti i kit. Sì, prego Elisa. Mi è successo proprio l'altro giorno una ragazza che mi fa: ho appena cambiato lavoro, sta andando molto bene, sono contenta, l'unica cosa, facciamo spesso pausa caffè con le colleghe, andiamo a berci il caffè della macchinetta, che sai è anche zuccherato, non mi piace neanche, ma calcola che oggi ho bevuto 3 caffè, il quarto l'ho rifiutato, però sai, un momento di convivialità, faccio, caspita, guarda, facciamo un breve calcolo, per quanto è un calcolo molto superficiale, però siamo andati a vedere quanti chili lei in un anno può andare a prendere se ogni giorno, 5 giorni su 7, considerando anche il mese di ferie dal lavoro, comunque se ogni giorno lei si prende questi 3 caffè un po' zuccherati, in un anno quanti chili in più potrebbe avere? 2,83 kg per quei 3 caffettini con le colleghe che si fa ogni giorno a lavoro. Aspetta, parliamo solo del caffè, pensa a tutti gli sgarri che noi facciamo durante il giorno, perché il biscottino la sera, poi un altro biscottino, poi un altro biscottino, perché non è uno, 3-4, la sera 3-4 biscottini, sei lì, perché poi se finisce la cena c'è il dolcetto è quello, come dice lei, se il dolcetto è se 2,8 kg sono 3 caffè, non mi immagino un dolcetto al giorno per 300, facciamo 300 giorni. Però in qualche modo li consumi anche, no? Sì, però, esempio, però quanto calcolo è? No, magari la sera prima di dormire, no, ma il caffè forse nel corso della giornata. Ma lei prima questi 3 caffè ad esempio non li prendeva, certo. Cioè, quindi è un in più. La potenza delle piccole cose ripetute nel tempo, sia per il bene sia per il male. Perché sì, come diceva Igor, e poi mettici il pezzettino di formaggio prima di cena, e poi non vai a cena una volta a settimana, e poi non vai dalla famiglia a pranzo, e non fai quello. Quindi alla fine è 1 più 1 più 1, ci si ritrova con quei tot chili in più. No, perché immagino, perché la mente, come faccio io, no? Dici, ma oggi cosa mi faccio? Oggi mi faccio un poké. Ok. Mangio poké. Ah sì, poké, riso. Poi il giorno dopo, oggi faccio piadina. E mangio la piadina. Certo. Poi il giorno dopo dici, cosa faccio? Andiamo a mangiare, 2 giorni ho fatto poké, piadina, un piatto di gnocchi, cosa vuoi che sia. Sì, non è il piatto di gnocchi, poké, ma come diceva adesso, è il discorso del complesso delle calorie che prendi durante il giorno. Io, non so, 1,91 m deve avere 2.500-2.400 calorie al giorno?
ma guarda che una brioche la mattina mi pare che sono già 500, 600, cioè ho già un terzo e già andato via solo la mattina, mangiando così. La brioche così in un secondo che la mangia. Che sono solo zuccheri, Sì. burro, che tra l'altro ti fa venire fame prima Esatto. perché è picco Poi andiamo a glicemico. pranzo che mangio un piatto di gnocchi, sarà altri 500-600 calorie, che però prendi la Coca-Cola o qualche bibita gasato, qualsiasi cosa, che ha altri 200. E siamo già, guarda che siamo già veloci, perché poi durante la pausa mangi qualcosa, come ti ho detto, i biscottini sera, cioè superi, e quello è il discorso, lei dice questi 2,8 kg è, se tu non superi quel range che mangi sempre nel 1500, le donne 1500, 1600, 1600 calorie di media, arrivi quel range lì, no? Però stando a questo calcolo, anche perché non è che sarai l'unico a mangiarti la brioche al mattino, dovremmo essere tutti obesi. No, però il problema qual è? Il problema, la soluzione è che, non so, per esempio io 3 volte a settimana vado comunque a fare sport, come te vai a fare calcetto, quindi comunque bruci quel qualcosa in più, poi cammini, fatichi, cioè un conto è stare proprio immobili. Fermi, chiaro. Una persona che è molto sedentaria rischia molto di più. Rischia molto di più, logico, perché non consumi quello, anche se uno dice, infatti spesso e volentieri, non so, mi fa così, tante volte guardavo anche in TV quei super obesi americani, che il dottore dice, no ma guardi che la notte lei consuma, ah beh allora siamo a posto, allora sì. Consumava tantissimo la notte, cioè calorie, logico però non è la se il tuo corpo ha 1 miliardo di calorie in più, prima di arrivare al punto zero, una goccia nell'oceano. Sì, ci vorranno 20 anni. Abbiamo una telefonata, buongiorno. Sì, buongiorno carissimi, Enrico qui da Trieste. Prego. Buongiorno. È interessante il discorso sulle etichette, anche se è un problema minore, perché una persona di media cultura quasi sempre riesce a tradurre il vero contenuto delle etichette, se non sono false. Ma i consumatori di alimenti vanno incontro piuttosto a problemi seri. Cito un esempio, tra Padova, Treviso e Verona c'è un'area di 180 km quadrati circa che è interessata da un forte inquinamento, parliamo di inquinamento del suolo attraverso acque che sono contaminate da polifluoruri e perfluoruri che sono estremamente tossici e nocivi. Ora questo inquinamento interessa le piante, quindi le verdure e la frutta. Ci sono sì controlli, ma ovviamente i controlli non possono essere al 100%. Gli abitanti delle zone, secondo report e altre strutture media, non usano più questa verdura, a meno che non sia preventivamente controllata, però il controllo non è talmente completo da escludere che queste verdure non vadano a finire su altri mercati, e che sarebbe una cosa disastrosa. Speriamo di no. Comunque la domanda che voglio fare è, in casi come questi, e ce ne sono diversi, non solo il caso dei polifluoruri del triangolo Verona, Padova, eccetera, ma ce ne sono altri in Italia, come deve comportarsi il cittadino che vuole mangiare verdure e frutta, soprattutto di qualità? Può rivolgersi a qualche struttura o deve fidarsi solo e esclusivamente del suo intuito? Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie. Allora, parcheggiamo la domanda, pubblicità, rientro alla risposta tra poco. Torniamo in diretta con Sveglia Trieste in compagnia della nutrizionista Elisa Cossuta e di Igor da Milano di Radio.0. Enrico, che aveva chiamato prima della pubblicità, poneva il quesito sul controllo della filiera della verdura, aveva fatto un esempio italiano, ma anche di tutte quelle altre merceologie cui non è facile prendere traccia. Sì, purtroppo non lo possiamo sapere. In Italia però siamo comunque, ecco, su questo in Italia siamo comunque un'asticella più degli altri, cioè abbiamo un'asticella sul cibo, un controllo che è molto alto. Poi logico, se adesso qui andiamo a mettere la piaga, però siamo su tutto l'arco di tutto il mondo, sulla parte cibo siamo veramente un'eccellenza. Abbastanza bene. Sì, no, siamo molto bene, proprio perché se vedi anche quando c'è qualcosa che non funziona, non va, ma comunque il nostro cibo è di una qualità migliore. Di alta qualità. Se voi andate nell'arco c'è anche la Giulia, ti ricordi che l'abbiamo portata qua? Come no? Certo, Fa vedere, andate a vedere,
cioè, il cibo non è la stessa cosa, perché comunque il passaggio che fa e tutto il viaggio che deve fare è un'altra cosa. Su questo campo delle verdure, dei cibi, che è la parte quella di oggi, di globalizzazione, è proprio questo il problema, no? Che il cibo arriva prodotto chissà da dove, poi arriva qua in Italia, ma arriva con l'etichetta italiana. Bisognerebbe leggere sotto in piccolo, distribuito da provenienza da... Però questo dopo parliamo dell'applicazione, perché l'applicazione te lo dice, quindi l'applicazione ti dà la cosa. Sì, prego Elisa, prego. E sicuramente una cosa che noi possiamo fare è quella di rivolgerci anche a mercati magari locali che conosciamo e magari andare lì anche a vedere e poi fare del nostro meglio per quanto possiamo, quindi magari evitare i cibi ultraprocessati, attenzione al fumo, all'alcol, tutte quelle sostanze che comunque vanno a intossicare il corpo e lo sappiamo, almeno ci limitiamo un minimo. Ci sono un paio di mail, una dice: meglio mangiare uno yogurt magro o senza zucchero? Io suggerirei uno yogurt normale che ha i suoi zuccheri, i suoi grassi, anche perché i grassi saziano e mantengono sazi più a lungo. Per non parlare che danno anche un sapore migliore, ma se parliamo di yogurt inviterei a utilizzare uno yogurt normale. Normale, ok. Un'altra mail invece dice: interessante come in Italia si dia valore a certe etichette ed altre no in base al fastidio che provocano. Le etichette sul vino non vanno bene, il Nutri-Score nemmeno, tra un po', grazie ad alcuni accordi commerciali, carne e pollame americani andranno bene, la carne argentina tra le migliori al mondo sembra invece un veleno, per non parlare della carne coltivata, quella in accrescimento senza antibiotici e malattie si vieta per ideologia, quindi si va anche per, non è solo una questione di qualità ma è anche una questione di convenienza, di mercato. Provenienza, quello che vuole di politica, fra virgolette, nel termine lato. È quello che il mercato richiede, perché alla fine è questo, se richiede il mercato quello, è logico che quel prodotto entra nel supermercato, se quel prodotto non viene richiesto o non c'è interesse, quel prodotto svanisce. Anche qui, la carne argentina, carne americana, non è, cioè, oggi purtroppo le filiere, come abbiamo visto i nostri nonni, sono ben diverse. Uno, perché siamo 8 miliardi di persone, quindi 8 miliardi di persone mangiamo di più, perché comunque mangiamo di più di quello che era 40-50 anni fa, quindi già questo mangiare di più implica. Ecco, la parte sicuramente sarebbe carino di queste etichette, come parlava prima anche Enrico, di capirle bene, di fare un qualcosa che sia veloce, chiaro, cioè, purtroppo anche lì, no? Viene fatta l'etichetta un po' la variabile. Come vi ho detto prima, c'è questa applicazione che potete scaricarla sul telefonino e almeno vi dà una mano veloce, vi dice buono, non buono o medio o mediocre. Almeno al volo è anche molto capace, cioè, si va, ti dice anche in grande, ti scrive proprio zuccheri, grassi, non come etichetta che è un qualcosa dove sale, che è un'etichetta che ti dice, non dice sì 200, 100, come ho detto prima, effettivamente è complicato anche le colonne, cioè per un prodotto no, è per 200 grammi ma per 100, per uno biscotto, se ho capito, io non mangio 3 biscotti, mangio 4, quant'è allora? Esatto. Però quel quarto biscotto è quello che ti rompe la classifica, perché quel quarto biscotto casomai ti pesa su tutto quello che stai facendo in quel momento, e dici vabbè, quanto sono? 800, ma sì, un biscotto sarà 8,20. Beh, poi sono comunque tutti questi prodotti ultraprocessati sono studiati per essere estremamente appetibili e far sì che uno tiri l'altro. Dai, cioè quando hai la scatola di biscotti piena, che sono lì fragranti, saporiti, pieni di zuccheri, burro, ne mangi solo 3 veramente? No. Dai. Una volta che inizi pagano miliardi degli assaggiatori per far sì che quel biscotto, quella patatina abbia quella croccantezza, quella fragranza perfetta perché uno tiri l'altro e più noi mangiamo, più loro vendono, più loro guadagnano. Torniamo sull'etichetta, facciamo vedere ancora un esempio come quella di prima. Energia abbiamo detto, grassi di cui acidi grassi saturi 2,4 sui 20 grammi per 100 grammi di prodotto. 2% per i grassi, saturi 1%. Carboidrati di cui zuccheri abbiamo visto prima 61 e 19, quindi più praticamente il rapporto è di 1/3. Le fibre, aspetta che questo non c'entra niente, le fibre 6,4 grammi. Che fanno bene. Le fibre fanno bene. Però ce ne sono molto poche. Però qual è la cosa che va peggio? Questa etichetta qui, cos'è la cosa peggiore? Poi proteine e sale.
La cosa peggiore? Sì, la cosa peggiore, uno dice ok, dovrei già evitarlo per questi 2 ingredienti qua. Grassi saturi, zuccheri. Diciamo che secondo me è più facile forse da vedere la lista degli ingredienti, no? Che magari mettono zucchero, burro, farina, perché già se vedi zucchero al primo posto dici no vabbè, cioè in questo pacco di biscotti 3/4 è zucchero. Vediamo questa l'etichetta del 1915. Farina 00, burro, zucchero, uova, agenti lievitanti, difosfato, qua entriamo nel campo dell'incomprensibile. Sì, esatto. Difosfato di sodico, carbonato acido di sodio, amido di frumento, forse è l'unico comprensibile, poi sale e aromi naturali, che è un jolly, no? Aromi naturali va bene sempre. Dovresti scaricarti l'applicazione, scanalizzare, vedere cosa ti dice. Di non mostri la marca, però ti dice, vediamo se ti dice buono o cattivo, così poi intanto provi. Intanto scarico. Intanto io chiedo a Elisa una cosa. Vai, allora, quando vedi l'etichetta, quando c'è il momento che logicamente loro mettono calorie, pochissime volte vedi che la calorie va da sotto i 1000, poche volte. Però una persona normale, comune, come diceva Enrico, guarda il prodotto, facciamo finta biscotti, quanto dovrebbe essere circa? A biscotto, a biscotto, perché uno almeno calcola quanto si fa male a ogni biscotto. Cioè, così. Allora, in genere il biscotto forse avrà 35 calorie, 40, ma dipende molto. E quindi il cervello dice poche, perché questo è il punto, il nostro cervello dice 35 calorie. Però poi ne mangi 4 e potresti mangiarti un gelato. Cioè 4 biscotti vanno via così. Per non parlare del fatto che comunque non sono fatti con cibo di qualità e ingegneria alimentare. Quindi sì, non è il biscotto della nonna. A quel punto veramente facciamoci un super pancake con farina d'avena, burro d'arachidi e banana, che comunque insomma, e magari ci tiene anche appunto sazi e soddisfatti fino a pranzo, per non parlare che è proprio buono, nel senso a me la mattina che magari mi mangio il pancake, poi anche se vado al bar a bere un caffè non mi viene voglia di mangiarmi un cornetto, cioè è troppo buono questo pancake. Sei riuscito a trovare? Di riempirsi prima, sì sto facendo. E anche soddisfarsi, no? Perché dobbiamo proprio sentirci soddisfatti, bene, nel senso non dobbiamo sacrificarci, anzi. Beh, però è difficile, adesso parlandoci proprio adesso, chiaro, dopo che ormai sentiamo la telefonata, però è difficile oggi non farsi attirare. Vero? È difficile dire adesso, ok, adesso esco, vado lì e non mangio nulla, cioè complicato. Cioè devi avere, non dico la forza d'animo, più di una forza d'animo, perché anche quando vado in bar, ok, caffè, però tante volte dici è lì che ti chiama, il biscottino, la cosa. Ma per quello bisogna sentirsi appagati già da quello che è stato fatto a casa, per non parlare del fatto che bisogna anche chiamare le cose col loro nome. Il cornetto, il biscotto è veleno, alla fine anche tutti questi picchi glicemici che vanno, quindi quando il livello di zuccheri nel sangue sale, stimola tutta una risposta ormonale a cascata, ci infiamma, ci fa veramente, ha solo lati negativi, tranne magari quella soddisfazione di quell'attimo in cui lo stiamo mangiando. Ma non lo trovo questo. Perché sarà un prodotto, questo è un casareccio. Sì. C'è un prodotto casomai X, vedrai che va bene. Nella lista, anche forse nell'app nella lista. Però. Andiamo ad ascoltare la telefonata prima, che dopo abbiamo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno, nel vero vinai lunedì, stamattina mi sono parlato a Iota, con queste robe che mi avete detto, ho buttato tutte le scovarte. No, non ci credo. Mi fa un brodo del decli. Non ci credo, non ci credo. Io a questo volevo domandare, allora un aperitivo, adesso di moda è la movida, no? Sì. Però volessi capire, un aperitivo fatto in compagnia, quante calorie, quanto mane puoi fare? Arrivederci, buona giornata. Grazie. Ciao, dipende che cosa intendiamo, credo, per aperitivo, cioè se l'aperitivo lo intendiamo che tutti facciamo, noi tre andiamo fuori e facciamo tutti e tre una consumazione, 2 consumazioni e accanto ci mangiamo i 2 taralli, la pizzetta, le olive, è un quantitativo. Se i giri diventano 4 e in mezzo c'è anche il toast e c'è anche la focaccia, allora comincia a... Però guarda che tra toast e taralli penso che faccia più male il tarallo, mi sa, così a naso. Mi sa che il tarallo, tra un toast, formaggio e prosciutto e tarallo,
Non so, adesso Posso vado non espormi. No, Tarallo, qual è? Tanto ormai la colazione la gente l'abbiamo rovinata. Roviniamo anche l'aperitivo al Palma, che ha chiamato poco fa. Diciamo che mangiati le mani. Anche salumi insaccati sarebbe meglio evitare. Comunque, forse tra tutte queste cose l'alcol è quella cosa che fa peggio. Ok, ecco, quello è un po' più che le calorie, una costante, cioè l'alcol mi pare di aver capito che è la cosa peggiore in assoluto. Poco alcol fa poco male, tanto alcol fa tanto male, quindi in questo caso io non mi focalizzerei troppo sulle calorie ma sulla qualità, quindi se noi andiamo anche a mangiare di più ma di alimenti sani va bene. Il problema è... Adesso ho fatto una scannerizzazione antica non posso dire il prodotto. Non dice il prodotto, molto però noto. ti dice adesso se spingi verso su... 0 su 100 bad. Aspetta, spingi verso su, se spingi verso l'alto, adesso ti dà tutte le... Allora, mi dà positive, proteine, sale e basta. Cioè, pensa a te, però è bello perché tu spingi verso l'alto e ti sono additivi, zuccheri, energia a bit to caloric, perché c'è in inglese, c'è tutto. E poi satura, i grassi saturi, too fatty, troppo grasso. 11,5 grammi. Ha preso uno così, per 100 grammi. Per 100 grammi, proprio 11 grammi per 100, quindi vuol dire che il 10% del prodotto è solo zucchero. Cioè, guarda che è incredibile, però questa cosa qua io ho provato ed è un prodotto, ragazzi, che è diciamo le scaffali lo vediamo ogni giorno. Adesso, però se andate in giro, veramente provate con l'applicazione, questa Yuka, andate lì e provate, cioè è incredibile, perché ti apre un mondo. A me dispiace dirlo, ma se entriamo in un supermercato è un parco giochi dove il 90% del cibo ormai che si trova è comunque cibo ultraprocessato che andrebbe evitato. Perché se noi mangiassimo anche di più calorie, visto che stiamo parlando di calorie, ma di cose salutari, intanto non mangeremo in eccesso, perché non più di tanto uno di insalate e zucchine non si può sfondare. Ci si sazia. E dall'altra, è proprio questi cibi ingannano il nostro cervello, sono ricchi di zuccheri e grassi e noi per sopravvivenza andiamo a ricercare cibi densamente calorici, quindi zuccheri e grassi. È che la nostra cultura è un po', no? Vai a mangiare, finisci di mangiare, c'è il caffè e un dolcino. Sicuramente quel caffè dolcino è quelli che poi ci uccidono, perché c'è il caffè dolcino a pranzo, ma c'è il caffè dolcino a cena. Io per fortuna il dolcino a cena lo... No, non mi viene... Niente? No. Frutta? Sì. Ok, altre cose? No. Non si dice. Anche tu la grappetta, queste cose qua, il limoncello. E quindi superi subito la soglia. Quindi il dolcino era meglio forse. Vabbè, andiamo in pubblicità. No, dobbiamo andare in pubblicità, sì o no? Sì. E dopo torniamo per l'ultima parte. Telefonata. E la telefonata. Siamo in vostra compagnia con Sveglia Trieste, ancora 22 minuti circa, abbiamo una telefonata, buongiorno. Sono riuscita a sentire tutta la trasmissione, pertanto non so se ne avete parlato o meno. Ok, prego. Il mio problema. Ho sentito del problema appunto di mangiare un pranzo accumulato a un altro, poi sbaglia tutta la dieta. Io mi trovo che ho un grosso problema, 2 volte alla settimana sono fuori casa e cerco dove mangiare cose più dietetiche, più leggere, senza tanti condimenti. È difficilissimo trovarli. Io giro molto nella zona del Carso, ad esempio. Anche da parte che in certi giorni i ristoranti sono chiusi, soprattutto all'inizio settimana, però se vai anche tipo uno Smith, che ci starebbe ad avere un'insalata che poi uno si condisce come vuole, o se chiedi, non so, avete un piatto di spinaci solo non conditi, no, solo il burro. Cioè è difficilissimo riuscire a mangiare fuori e mangiare sano e dietetico. Io che sono in cura come nutrizionista mi trovo che questo è il mio grosso problema per seguire una dieta. Mi scusi, ho ripetuto le parole problema 100 volte. Prego. Questo è. Va bene, vi ringrazio per la risposta, saluto, arrivederci. Grazie. Elisa. Allora, sì, al giorno d'oggi mangiare fuori
in modo, diciamo, salutare praticamente è molto difficile, se non impossibile, perché ovviamente cercano fuori di fare dei piatti appetibili, perché se fanno il piatto con poco olio, poco sale, chi va? No? Quindi io direi che quando si va a mangiare fuori è da considerare un'esperienza, cioè mangiare fuori è un'esperienza. Poi se dobbiamo mangiare per nutrirci, eccetera, o a casa o se siamo fuori cerchiamo di portarci qualcosa dietro. Ok. Però mangiare fuori va considerata un'esperienza, più che un nutrirsi, perché sicuramente c'è il burro, è più salato, insomma. O si fa la regola di mangiare metà di quello che c'è, quindi anche lì è difficile, no? Di dire ok, lo so, però non so, verdure grigliate, l'insalata o quello che, come diceva. Il problema è anche tante volte contenersi, perché noi abbiamo un po' lo storico di non lasciare nulla sul piatto, perché i genitori comunque ci hanno detto mai lasciare nulla sul piatto, quindi è difficile che tu mangi anche, non so, spinaci buonissimi col burro e dici vabbè, però mi faccio un terzo perché mi bastano, comunque sono a rapporto, va bene, un terzo, lo vedi, ti fa male, è molto difficile dire vabbè, adesso o lo prendi o lo fai portare via immediato, altrimenti è molto difficile, anche perché un piatto di pasta, la pasta in bianco, il riso, la carne è la carne, la verdura è la verdura. Logico che però dipende dalle quantità. Spesso e volentieri è logico che nel caso non puoi andare lì a cercare il locale che ti fa cucina vegan o cucina dietetica. Però anche è vero che su un menù, che ormai sono di tutto e di più, vado a cercare dei cibi, ecco, per esempio su un menù classico, che siamo qua da noi in Piazza Giulia, qual è, non so, il cibo che tu consigli, che uno può dire, ok, prendo ma non mi sento in colpa. Per sia chi può mangiare carne, chi d'acqua. No, nel senso che tu vai a mangiare, di solito c'è la milanese, la cotoletta, il piatto di pasta. Sì, sicuramente pasta si può ragù. iniziare dalle... Allora, si va sul classico, si inizia dalle verdure, certo. e poi un secondo... Ok. Oppure magari alle volte ci sono queste zuppe di legumi, ma come le cucinano? Cosa mettono dentro? Vabbè, ma lascia, però nel male minore, perché guardiamo il male minore, cioè il male minore. Iniziare dalle verdure e poi un secondo. Ok. Quindi non i primi. Se vogliamo fare il male sono minore... molto conditi? Potrebbe essere di sì, cioè, però anche le verdure potrebbero essere molto condite, quindi è difficile da rispondere. Però per dire, Però vado a quando mangiare un piatto di pasta, non è in qualche modo simile a quello che potrei farmi a casa? In genere dipende come cucini. Di massima, Dipende come cucini. Ma infatti la pasta quante volte a settimana potresti mangiarla? Non Potrei? Nel senso, no, non so, non dovrei so la regola. Ogni giorno pasta, non penso che lei da nutrizionista dica sì, vado tranquillo. Chiediamolo, pasta, quante volte vuole? alla settimana bisognerebbe mangiare la pasta? Aia. Allora, magari dipende dalle settimane, però l'idea è quella di alternare i cereali. Abbiamo la pasta, poi abbiamo il grano saraceno, esiste anche la pasta di grano saraceno, tutte le tipologie di riso rosso, riso nero, riso integrale, la quinoa, il miglio. Quindi in realtà se andiamo a variare nella nostra settimana ogni 7 è giorni. sicuramente meglio. Quindi una volta a settimana la pasta. Sì, anche 2, insomma dipende. Anche però... 2 Ma si vuole sbilanciare. Anche 2 mi spaventa. Tu quante ne fai, scusami? Come? Quante volte? Andiamo a sentire la telefonata, buongiorno. Non ce lo vuole dire. Ma non c'è. Non c'è, però c'è il segnale. Vabbè, ecco, adesso non c'è. Lo facciamo noi, pronto? Prego. No, mi ingannato. Quante volte mangia pasta durante la settimana il signor Bernardo? C'è una mail che dice io spesserei una lancia a favore dell'acquisto del supermercato, perché quando sei tra gli scaffali puoi scegliere tanti, sono i tipi, le marche, la quantità dello stesso prodotto e c'è la possibilità di perdere un po' di tempo per leggere, scegliere bene o anche lasciar perdere e tirare dritto. Beh certo, la varietà ti consente di anche fare un paragone, no? Sì, allora. Però anche lì, fermi lì, nella comunicazione cosa insegna? Che tu quando vai in un scaffale, altezza occhi, che ci sono 20 prodotti. Quei prodotti che in qualche modo possono essere buoni, non sono a altezza d'occhio, o sono alti o sono bassi, non sanno mai, anzi, molto spesso, guarda, mi è capitato di andare ai supermercati che non è neanche lì, ma sono messi in un'altra zona del supermercato, quasi come se fosse a dire, no, questa è la zona di quelli che fanno ti giuro, guardavo i biscotti e dicevo, ma erano qua sempre, guarda, niente. Poi cammino e hanno fatto l'angolo
dietetico, dietetico, però con dentro altre cose che non erano dietetiche, perché dopo ho detto, ho preso l'app, ho detto, questo è... Sì. Bisogna stare molto attenti al packaging, alla confezione, ai colori, perché magari è verde e pensiamo, wow, è bio. Esatto. Bio, che bello, invece no. Marketing è questo. Sì. No, ma marketing però all'altezza occhi, come tutte le cose, quando voi andate al supermercato è uno studio, la musica, sì, certo, arrivare alla cassa, alla cassa ci sono le caramelle, i pacchettini di varie confezioni di cioccolato, tutto all'ultimo secondo, all'ultimo stadio, uno tanto fa la fila. Mentre aspetti. Ma sì, caramelle. Che poi spesso pagano per avere i prodotti ad altezza occhi. Certo. Quindi, un business, insomma. Dai. Sì. Per non parlare del fatto che intanto se andiamo al supermercato ci conviene avere già la lista delle cose che vogliamo comprare, per non lasciarci tentare dai colori e da quello che propongono. Perché come dice lei, tu vedi un prodotto, dici voglio questo, poi quello vicino è verde, bello, con scritto in grande bio, che insomma è la marca, bio, e tu prendi e vai a casa con qualcosa che non volevi. Non volevi neanche. Ma infatti questa... quante volte succede? Telefonata, buongiorno. Oggi è meglio che non parlo. Pronto, buongiorno. Prego. Io volevo chiedere, perché non mi è chiaro, la differenza sull'etichetta K Ilunga di Juventus o K Cal. Voi prima qualcosa avete spiegato, ma non ho capito bene questa differenza, nel senso che questa non l'avete approfondita. E poi se mi può dire la dottoressa le cose più importanti sull'alimentazione in menopausa. Ok, vai. Grazie. Grazie per la dritta, che le cose più contenute nel prodotto sono all'inizio dell'etichetta, cioè quelle prima cominciano con quelle con i valori più alti e poi quelle con i valori più bassi, perché non l'avevo mai notato. Ecco, grazie. Grazie, vanno in ordine decrescente, le componenti, gli ingredienti più presenti sono all'inizio. Qui abbiamo un esempio, valore energetico 1841 KJ e 447 Cal. È la stessa cosa, solo con un calcolo diverso, e uno è moltiplicato per un numero e dall'altro. Noi in genere guardiamo le kilocal, quindi ci conviene guardare quello kilocal. Quindi Cal, sì, esatto. Kal. E invece l'altro è un valore dato da è sempre lo stesso valore, solo con un'altra unità di misura. Ok, va bene, insomma. Per il discorso forse di come le scarpe da noi americane, europeo, il numero. Sì, in piedi o in centimetri. E invece per quanto riguarda la menopausa? Allora, sicuramente mangiare in modo più equilibrato possibile, facendo una colazione abbondante al mattino e magari mantenendoci un po' più leggeri a cena per rispettare i ritmi circadiani del corpo, e restando più leggeri a cena si aiuta il corpo anche non si va a sovraccaricare il fegato e tutto il sistema della digestione, e riusciamo anche a dormire meglio, perché più passano le ore, più il corpo si occupa di disintossicare e quindi riusciamo anche a dormire meglio. L'attività fisica importantissima, quindi il movimento. Quale attività fisica è la migliore? Io direi quella che piace, perché anche qui parlavamo prima della costanza, quindi se facciamo magari palestra, che andrebbe benissimo, però non ci piace, quindi la facciamo per 3 settimane e basta, allora è meglio magari fare nuoto o qualsiasi altra, camminare, però qualcosa che piace. Che piace, sì. Bere tanta acqua, che spesso magari non si sente particolarmente la sete, ma la disidratazione, tra l'altro, ci porta a più stanchezza e ci porta anche a mangiare di più. Altri consigli è che si potrebbe dire tutto, cercare di evitare i cibi ultraprocessati, quindi prediligere cibi più naturali.
Un'altra cosa, evitare l'alcol, il fumo. Ok. Che ti chiedo, allora, vedo che negli ultimi anni c'è un grande problema sul dormire. Dormire, Sì, perché ormai abbiamo associato a dormire, non dormo perché c'è il dispositivo, no? Quindi il telefonino, gli ultimi secondi, stai lì al telefono a rispondere ai messaggi, a giocherellare. Invece poi, proprio l'altro giorno mi è capitato sul discorso proprio del cibo, che dipende tu che cosa hai mangiato. Perché se tu hai mangiato qualcosa di particolare, che non vuol dire, non so, carne, ma cibi processati, questa cosa qua nel corpo è come, come una sveglia, che scatta qualcosa e quindi ti fa questa parte di insonnia. Allora, ce l'abbiamo, sfruttiamola. Vai, domanda. Allora, sicuramente proprio per la questione dei ritmi circadiani siamo più predisposti a digerire, smaltire, assimilare il cibo nella prima parte della giornata. Sembra che cibi come carne, pesce e soia sono proteine difficili da digerire per il corpo, quindi può essere che mangiandoli la sera poi facciamo più difficoltà a dormire, ma anche sicuramente gli zuccheri semplici creano i picchi glicemici, ci attivano e quindi anche questo ci porta poi a dormire peggio. Una cosa che io invito spesso a fare è quella di ascoltarsi. Provate, magari non so anche voi se vi capita, avete mangiato una fettina di carne rossa, come dormite? Invece se mangiate il riso con le lenticchie prima di andare a dormire, come dormite? Come vi svegliate? Fate gli incubi, vi svegliate stanchi, riposati, perché magari qualcuno a mangiare il pesce la sera si trova benissimo, ma si trova male a mangiare le uova, poi qualcun altro può mangiare anche le pietre e dorme benissimo. Tranquillo. Però ti faccio una domanda. Allora, dato che prima parlavamo di pasta, io non ci vuole rispondere perché mangerò ogni giorno, quando vai ai supermercati c'è adesso la pasta alla proteine, poi c'è pasta di piselli, pasta di rosso, adesso mi ricordo come si chiama, di lenticchie. Ecco, questa cosa qua è sempre marketing, nel senso che pasta è pasta, lascia stare processare, ma oppure no, dici ok, mi faccio meno male, perché non so, tu mangiavi pasta normale, ma esiste la pasta di piselli, che è molto buona, a me piace tantissimo, più leggera, però poi tra leggero la parte che devi leggere questa etichetta malefica, magari non ci passa una gran differenza, no? No, in realtà effettivamente la pasta di lenticchie sono proteine, quindi la chiamiamo sempre pasta perché diamo la forma della pasta, ma sono proteine. Okay. Quindi abbinare una pasta di lenticchie con delle zucchine effettivamente... No, adesso ti faccio... Però è comunque cibo ultraprocessato, cioè sì, è diverso da mangiarsi le lenticchie. Okay. Certo che è meglio magari della pasta classica. Poi ipotizziamo, facciamo un Bernardo che dopo va a pranzo e mangerà la pasta non voglio col pomodoro, lui farà pomodoro e grana. Ovvio. Anzi grana... Cercando di capire esatto. Ecco lì, in grana, bomba. Beh, ma io dopo devo andare ad allenamento. Aspetta, non solo. Facciamo sempre finta, immaginiamo che poi a un certo punto dice, beh, la scarpetta, vuoi non fare la scarpetta con questo tutto ben di Dio di pomodoro, vuoi non fare un po' di scarpetta con un pezzo ben di pane francese? Ecco, lì la morte nera. Sicuramente si possono fare dei piccoli miglioramenti, ad esempio il formaggio stagionato, invece di utilizzare quello, esiste il lievito secco in scaglie, che ad esempio i vegani lo usano come alternativa al parmigiano. Ti sta guardando in una maniera non capisce. Prova, è molto buono, è un ottimo insaporitore, fa anche molto bene, molto proteico, in genere veramente piace molto. Sì, prova veramente, fa bene. Lievito secco in scaglie. Lievito secco in scaglie, sì. Va bene. No, ti chiedo, perché sicuramente se tu sei uno vuol dire che fai, non so, oggi pasta al pomodoro, poi ragù e poi... Occhio ad abbinare, comunque cerchiamo di iniziare sempre dalle verdure, che preparano l'intestino ad una digestione ottimale. E cosa non facciamo mai? Io no, tu? No. Però saziano e comunque veramente il nostro intestino ne trae dei benefici. Quindi bisogna mangiare prima la verdura? Sì. No, ancora prima bisogna bere l'acqua, no? Mi ricordo che c'era... Sì, 2 ore prima. Quanto? Era 2 ore, 45, 2 ore, cos'era? Sì, era molto prima. Cioè prima del pranzo? No. Sì. Diciamo ma non è che mi ricordo che nel senso... perché dovremmo idratarci costantemente, poi sicuramente è meglio
prima che esagerare durante. Poi se abbiamo tanta sete durante il pasto vuol dire che abbiamo mangiato qualcosa che Ma questo non ci ha perché? fatto tanto Perché mentre mangi, se metti l'acqua, lo stomaco comincia, non riesce, non ha la forza di, non so. Comunque, allora, da un lato diluiamo i succhi ok. gastrici, poi è vero anche che ci sono, tra virgolette, dei sensori e quindi il fatto che l'acidità diminuisca, comunque le cellule parietali sono comunque stimolate, insomma viene comunque secreta altra gastrina. Senti, però tutti questi meccanismi. Cosa mangiamo? Senti, io ho visto che ci sono quelle... La carbonara, dicevamo un attimo fa. Vedevo che ci sono quei bastoncini di legno dai denti che possono insaporire qualcosa. Adesso come si chiama? Ha detto il cibo? No, dai. Lievito secco in scaglie. Però a parte gli scherzi, ci sono veramente delle alternative salutari che sono soddisfacenti. Ad esempio un riso nero. No, quello è buono, riso venere. Sì, zucchine e gamberetti. Sì. Ma scusa, ma tu, adesso provo a immaginare, ma immaginiamo sempre un Bernardo che si mette lì e vede un riso venere, zucchine. No, ma il riso venere... gamberetti. No, riso venere con zucchine. Ma zucchine e gamberetti. Sì? Gamberetti no, ma le zucchine... Sì. Zucchino è scaglie. E scaglie di... Cerchiamo però di abbinarci sempre anche la Sto proteina. diventando un cattivo Carne, esempio, pesce, Igor. legumi. Vabbè, ma anch'io uguale, non pensare che quando vado a poké non prendo il pollo, il riso e poi altre cose che non si dice, ma no, certo. Purtroppo la tentazione è lì. Il vino a tavola, adesso io non sono un grande bevitore di vino, questo lo premetto, però lo vedo comunque molto spesso in tutte le tavole. Uno può. In realtà fa malissimo anche uno al giorno, soprattutto nelle donne. Però... Ma indifferente bianco o bianco rosso? Mi dispiace, sì, no. Beh, non si dice che il vino rosso fa sangue. Esatto. Non c'entra niente. E poi è un modo per venderlo meglio. C'era questa teoria perché avevano visto che i francesi avevano meno problematiche cardiovascolari, bevevano tanto vino, ma in realtà no. Cioè, non so l'alcol Frienza Giulia siamo buoni, guarda. Frienza Giulia stiamo parlando di vino e toglierlo dalla tavola e praticamente ci fanno chiudere la trasmissione. Hai il numero del cardiologo del cartinaio? No, comunque sarebbe sconsigliato. Sarebbe sconsigliato. Anche un bicchiere a pasto, cioè comunque no. Fuori pasti? No, perché chiediamo quelli che fanno fuori pasto. Perché prima era... Meglio durante il pasto che fuori pasto. Perché magari in teoria sì, però... E scusa, l'aperitivo? Ah sì, perché l'aperitivo comunque è sempre... perché lo spritz e cose. Quindi l'aperitivo sarebbe da eliminare fondamentalmente. No, dipende. Dico a livello... Io non vi dirò mai che l'alcol aspetta, però facciamo così. Facciamo finta che è una persona normale, che fa ginnastica, che è attività fisica, che è messo bene in forma, che mangia comunque regolare, andare 2 volte a settimana a farci l'aperitivo non ne risente, o comunque il suo corpo rimane quello che è. Da un punto di vista magari di muscolatura sicuramente magari non si nota, certo, ma non possiamo dire che il corpo ne è felice. Poi ci fa stare bene, è la compagnia, siamo contenti, eccetera, va bene, quindi però uno deve sapere questo per far capire che se non sgarro, ma se comunque ti comporti bene, puoi sgarrare. Quello è il punto, perché non possiamo fare ma mi metto anch'io, non farei mai una vita che la mattina mi dici non fare, no, per me la mattina è proprio sacra, che sia pancake, quello che vuoi, cioè io devo, per me è così, muoio prima, vabbè, l'importante è essere consapevoli, quindi fare delle scelte sapendo, uno può bere anche ogni giorno, ma deve sapere che effettivamente l'alcol fa male. Io avevo una domanda finale perché mi manca poco. Il corpo, comunque, l'organismo si abitua, no, a determinati stili di vita, nel senso chi mangia tanto, chi mangia poco, chi mangia sempre solo le stesse cose, magari non farà bene, non avrà l'apporto totale oppure ce le ha in eccesso, però è vero che poi in qualche modo il corpo dice ok, è così, non va bene ma mi adatto. Sicuramente, soprattutto questa cosa vale per quando si mangia poco, no? Se noi infatti facciamo queste diete super restrittive in cui mangiamo pochissimo, veniamo da un'evoluzione in cui il cibo è sempre stata una risorsa limitata, quindi il corpo diventa estremamente efficiente e si adatta con quel poco che gli diamo. Il problema è che in questa società quanto resisti a mangiare così poco? No, ovvio. È un attimo. Bernardo, la prossima volta faremo 3 giorni solamente acqua.
Ma dobbiamo portare gli zuccherini? Sì, dove li porto io? La prossima volta portiamo gli zuccherini, facciamo vedere, di solito c'è si vede online, insomma, si trovano i riferimenti sulle bibite gassate, cioè c'è la bottiglia della bibita e accanto il bicchiere riempito di tanto zucchero quanto, non so, può essere un bicchiere, può essere tutta la bottiglia, può essere la lattina, ed è veramente indicativo del fatto che tanti zuccheri sono quello veramente lo si trova facilmente. Vabbè, adesso andiamo a mangiarci una brioche, no? Ora andiamo a fare colazione, grazie a Igor da Milano. Prego, che come ogni volta che viene qui con Elisa Cossutta demolisce tutte le mie convinzioni. Oggi la pasta, oggi mi hai colpito proprio sulla ma perché volevo così incuriosire? Ma no, ma per incuriosire, però se mangiamo bene, stiamo attenti. L'altra volta avete infierito sul caffè, la prossima volta andiamo sulla birra, così io posso andarmene via. Casa, ci vediamo un'altra volta. Vabbè, a parte gli scherzi, grazie Elisa Cossutta, che ritroveremo presto nuovamente per tutti i consigli, anche perché arrivano sempre tante mail e telefonate. Grazie a tutti, svegliatevi se torna domani mattina con la nostra collega Laura Buccarella. Arrivederci.